Amici orialini, allora cominciamo la live. Non posso aspettare, tanto è inutile che ci guardiamo l'Inter perché oggi il Bologna non è sceso in campo. Vediamoci le cose nostre che è meglio. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro Ha pilastro. fatto 2-0. Cialanoglu, Lauda. Allora, veramente vediamoci le cose nostre perché non ci si può affidare a Italiano in questo periodo, grande allenatore, tutto quello che volete voi, però boh, qualcuno dirà a un certo punto, però con questi continui cambi di formazione non dai dei punti di riferimento alla squadra? Che si può dire anche quello, a gestione il migliore in assoluto. Vabbè, io ho visto delle cose abbastanza schifenzie, ma non ha importanza, saremo pochi all'inizio, poi magari qualcuno si connetterà. Molti messaggi preventivi che sono stati aperti prima. Voglio 2-0, esatto, esatto, in questo momento è arrivato. E sono pure torn, nel senso sono un po' torn che ho tutti i giocatori tra Inter e Bologna, giocatori contro, giocatori pro, giocatori che se segnano mi fanno vincere da una parte, mi fanno perdere dall'altra, è veramente un macello. Dobbiamo, esatto. Iraniano unico e solo, capito? Lontano da Napoli, perché poi se ne parla sempre, ogni volta che il nostro ogni volta che il nostro allenatore magari fa qualche errore oppure non convince in scelte, così subito si parla di italiani. De Laurentiis ha fatto di nuovo i complimenti ai italiani. De Laurentiis è più in là, magari. Poi arriva, lo apprezzeremo moltissimo quando sarà il caso. Nel frattempo io mi sto godendo Conte, un Conte monumentale, glorioso, grandioso. Mi sto divertendo nel fare il pre-partita, nell'immaginare un piano gara. Avevo immaginato qualcosa di diverso per affrontare il 4-3-3 a zona di Sarri e ci ha fatto vedere un'altra cosa diversa, la posizione di Elmas in un possesso. E quindi che bello quando poi tutto funziona, quando c'è un'idea la mettono in pratica e poi ti porta anche il risultato. Era una giornata dove dovevamo approfittare dei passi falsi di Juventus e Roma e lo abbiamo fatto, quindi oggi si gode onestamente. Danilo, sì, Gonzalo Garcia. Ho sentito anche protagonista di qualche voce di mercato. Io so pochi, lo sapete, io non è che faccio lo scouting. Sono pochi i giocatori giovani che ho individuato nel passato, insomma, che mi piacevano. Palestra è forse quello che più ha fatto un exploit incredibile. Un altro che avevo visto e che vi ho segnalato, e tu lo sai perché l'hai citato, altri magari che non hanno seguito all'epoca, era il Gonzalo Garcia e chissà dove andrà a finire o se il Real se lo tiene lo cresce in casa. Vedremo, vedremo. Molto bene il nostro Elif, senza dubbio. Peccato che non è arrivato. Ah, vedi, molti state chiedendo di Gonzalo. Non l'ho visto, ma sto leggendo. Sto leggendo che Giovanni è pazzo. Attenzione, c'è della follia in corso. 5 nuove membership che sono finite a... Wow, quanto siete bellini quando regalate alla community la possibilità di assaggiare il gruppo Telegram o di avere le emoji a disposizione. Abbiamo Midori, abbiamo Roberto, abbiamo... sta succedendo l'impossibile. Abbiamo chi è? Mr. Flower, abbiamo Noruski Mirl Europe e abbiamo dove sono finito? Sei finito nel gruppo Telegram, amico bellino, quindi
il ringraziamento a mamma mia, sta succedendo l'impossibile nelle mie orecchie. Tutte queste membership. Grazie Giovanni, che bellezza. E tutti quelli che sono diventati in questo momento abbonati al gruppo per un mese, scrivetemi in privato, sapete dove trovarmi sui mini social, e per un mese vi state con noi nel gruppo Telegram. Se vi divertite poi rinnovate, altrimenti non fa niente. Ci siamo conosciuti più da vicino, grazie infinite. Nel giro di 3 settimane le opinioni sono completamente stravolte. Ora la preparazione di Conte, bravo, capì? Giusto Giovanni, ha urlato più della curva nord, è vero, si sentiva solo lui. E infatti quando poi ho la possibilità di postare la reaction prima, perché ci siamo svegliati alle 6:30 del mattino, non potevo urlare, ma si sentivano le urla di Conte. E mi è venuto in mente di quando Quagliarella, vi ricordate, contro Gattuso, ai tempi quelli là, non sento gli odori. A quei tempi là, l'accusa di Quagliarella, perché non c'era il pubblico. Qua, pure col pubblico, Conte si sentiva... Lui li comanda con il joystick, e che vuoi fare? E che vuoi fare? Neres cosa ha avuto secondo te? Brutta botta, caviglia fasciata. Voglio rivedere la dinamica, non l'ho rivista, però io avevo più paura per McTominay onestamente, che però è fatto di titanio, non lo so. Ginocchio, ok, McTominay, quella l'ho vista bene perché mi sono spaventato. Per quanto riguarda Neres, me ne vado per un'idea, una settimana, perché è uscito in stampelle, quindi non è che la botta del momento, ha sentito dolore e se ne è uscito. Comunque è uscito in stampelle, quindi vuol dire che la botta l'ha chiappata, si potrebbe gonfiare così. Io spero che McTominay non si gonfi il ginocchio, perché per parecchi minuti poi ha dovuto correre sul dolore. E poi nel secondo tempo ha stretto i denti e vabbè. Ottimo Politanos oggi, assist alla grande, secondo me lo aiuta anche molto. Ci fu un messaggio di un amico bellino qua in live qualche settimana fa, che si parlava proprio di questo, dice forse vede che Politano è meglio come ala, nel senso quarto di centrocampo, che si dà una mano come quinto e si dà una mano in avanti, ma non è costretto a essere lui quello che finalizza, proprio l'ala destra, il Berardi della situazione. Se c'è una cosa che ci piace di Politano è quando lui punta e diventa imprevedibile, invece di rientrare sempre col sinistro, a volte ti mette il cross col destro, e vedete come alla fine meglio in assistenza che in finalizzazione, e oggi Politano si porta a casa 2 assist e i nostri complimenti. Manca tanto Anghissà, credo sia ancora il nostro capocannoniere. No, Nico Højlund l'ha preso il capocannoniere del Napoli, ovviamente, però sì, stava segnando molto e quando tornerà ci tornerà molto molto utile. Ho molte vibes dello scorso campionato. Inter imbattibile, Atalanta, Milan, cioè il Milan ha preso il posto dell'Atalanta che sta sempre là, e noi solo che abbiamo coppe infortunati a Google. Sì Davide, oddio, io vedendo quelle tre sembra un po' il finale di campionato anche del primo anno di Spalletti, no? Dove poi alla fine il Milan sopravanzò e approfittò di due varie sciuliate nostre e dell'Inter, essendo quel trittico. Mi ha ricordato quella roba là. Bisogna vedere chi resiste, perché l'Inter, ovviamente, noi abbiamo le coppe, loro no. Vediamo quanto duriamo nelle coppe, perché non è scontato che andiamo avanti. Sono partite toste, Copenaghen e Chelsea. Vediamo quanto va avanti l'Inter. E soprattutto il discorso degli infortunati è il discorso fondamentale, perché come vediamo sul mercato non possiamo contarci tantissimo. E Conte mi è sembrato, dopo le ascoltiamo le parole di Conte, perché il versatile non ci fa mancare. Iga Napoli, Mario, stavo dicendo Marietto, ma tu sei Mario, sei Mario. Quanti 2-0, siamo cambiati, è vero, un bel loop, 2-0 fisso, il che è proprio bello perché ti dà costanza di clean sheet, ti dà la sicurezza, la difesa prende sempre più sicurezza di essere impermeabile. Il gol non è un golletto che tu fai e poi resti appeso, fai il secondo, è chiaro, il terzo gol è quello che ti porta un po' più di tranquillità,
però già sul 2-0 tu stai abbastanza contento di gestire il ritmo della partita, non la spegne il Napoli, non è squadra che poi se la fa girare non attacca, il Napoli continua ad attaccare. Però ancora una volta, se possiamo parlare di 2-0, dove il Napoli può segnare di più, deve essere più cinico, ma molto bene. Oggi poche occasioni, il Napoli è stato un po' più cinico, però si potevano fare altri gol, comunque è bello proprio. Una domanda che farei a Guido: italiano non è pronto per una piazza come Napoli, allora Xabi Alonso è credibile per una piazza come Madrid, dal momento che Guido lo apprezzava da tempi non sospetti? Me la segno, amico mio, ci metto un asterisco e quando arriva Guido gliela giriamo. È credibile per una piazza di Madrid perché poi lui ci ha giocato e quindi al Real c'è anche quest'idea di legacy che se tu già sei il madrilista puoi continuare anche dopo. Bell'idea, nel senso che io il post Conte lo avevo individuato, non lo avevo individuato, nel senso quando mi hanno chiesto chi prenderesti, io ho fatto il nome di Fabregas che sta creando una sua credibilità in Italia, certo nell'ambiente piccolino di Como si può permettere anche di essere un po' più dritto sulle sue cose senza essere flessibile. L'esperienza è importante, lo sapete come la penso sugli allenatori, quindi Xabi Alonso ha un pochino quella roba là. Secondo me Fabregas è ancora più evoluto, però vediamo, perché poi allenare il Real è un conto e allenare il Como è un altro. Allora, secondo te Angela, ciao a tutti, benvenuti, state venendo alla spicciolata, lasciate il like. Secondo te quel fallo su Scott nel primo tempo non era fallo? E mo quale ti riferisci, amica mia? Perché ce ne sono stati tanti, ma molti cartellini non dati, un arbitraggio non terribile perché non ha indirizzato, però poi si è finito con l'innervosirla ancora di più perché qualche giallo se lo dai prima, magari non porti all'esasperazione, la Lazio ha perso la testa e ci siamo anche cascati con Mazzocchi, però onestamente c'è stata una lunga discussione anche sul gruppo Telegram al riguardo. Onestamente non so chi ha detto, mi pare Michele ha detto meglio che uno non si tiene la provocazione invece di far finta mettendosi le mani in faccia quando non ti ha fatto niente, si va muso a muso. Poi è chiaro non devi scantonare perché là poteva essere giallo e giallo, è stata un po' troppo violenta la cosa proprio visivamente che ha portato poi al rosso, ma se avessi dato qualche giallo prima forse non si arrivava al rosso dopo. Peccato perché se ti manca Neres tu puoi spostare Politano e puoi tenere Mazzocchi come primo cambio con un Di Lorenzo che avanza, bisogna recuperare anche Beuke, ma insomma la fascia destra sarà un bel dilemma per la prossima partita col Verona. Si potrebbe rispolverare, guarda come mi viene l'idea. Visto che Amir è stato sostituito per fargli recuperare un po' di minuti, mettendo Buongiorno al centro, ascoltatemi bene, ve la dico proprio in anteprima, ascoltatemi bene, si potrebbe arrivare al Juan Jesus, Buongiorno centrale, Ramir, braccetto di destra, anche se Amir è quello che comanda la difesa, però con Ramir braccetto di destra, Di Lorenzo può salire e Politano può fare il Neres. Mi viene in mente così, visto che insomma, in difesa poi hai recuperato Olivera e quindi ti puoi giocare un cambio difensivo con Olivera. Sì, vediamo poi quello che ci dirà Conte, ma sì. Allora, testa al Verona, ho capito testa al Verona, ma parliamo prima un attimo di questa partita qua. E che c'è Cis, mister, ci hai fatto venire male capo, distorsione alla caviglia, problema all'orso laterale, se ricordo bene il Mallero, le parole di Conte nei vocali. Ah, ecco, stavi parlando il fatto di Gattuso, sì, distorsione osso laterale. Vabbè, non voglio fare bollettino perché non ne ho idea, però 2 o 3 partite sicuramente le salterà. Peccato perché Neres aveva trovato la sua zolla ideale per scompaginare, per sovraccaricare la fascia, ma mandi al manicomio, se ci sono i terzini li mandi al manicomio, non sai se devi guardare di qua, se devi guardare di là.
veramente un peccato. Volendo si può anche smistare Vergara in quella posizione, in teoria sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Il problema è che per quanto Conte lo stimi, c'ha poco minutaggio, quindi non mi immagino subito l'inserimento di un Vergara in quella zona da titolare. Ce l'hai come possibilità. L'altra possibilità è Lang, voglio dire, o sposti Elmas nella zona Neres o lasci Elmas dov'è e metti Lang nella zona Neres e quindi cercare di utilizzare Neres come seconda punta, come affiancatore di Højlund. Al posto di Neres puoi utilizzare Lang sotto quel punto di vista. Spinazzola è un'altra opportunità, se sposti Elmas dall'altra parte Spinazzola può salire e ti sfrutti un Gutierrez o un Olivera. Ci sono varie soluzioni, il fatto è che diventiamo sempre più corti poi in panchina. Peccato. Mister Sarri ha subito ammesso la superiorità di Napoli, i suoi calciatori un po' meno, ennesimo arbitro piccione scarso che poteva evitare la rissa. Assolutamente sì. Neres e Højlund sono stati sacrificati per permettere il gioco sugli esterni. Sono stati sacrificati, nel senso sì, e quello è il gioco, è l'idea, è il piano gara. Era giusto, perché poi far fare tutta la fascia, i raddoppi agli esterni quando tu giochi con tre centrocampisti senza i quinti, ma con i due terzini e le due ali, o fanno un grandissimo lavoro Zaccagni e Cancellieri, o gli esterni diventano fondamentali. Perché va in superiorità numerica contro i loro terzini, contro Marusic e Pellegrini. È molto bello, è molto bello, specialmente quando tu sai che puoi tenere tu la palla e puoi creare tu delle difficoltà, è veramente, veramente molto bello. Allora, mi riferivo al fallo sul ginocchio fatto a Scott. Ah, rosso. Rosso non lo so, Angela, no, perché alla fine fanno ginocchio e ginocchio. Certo è un brutto fallo, il problema è che il ginocchio di Zaccagni è in volo verso Scott, mentre Scott quella gamba ce l'ha a terra. Quindi la botta che prende Scott è con la gamba ferma. Perché ginocchio e ginocchio dici perché si è fatto male uno e l'altro no? È perché il ginocchio di Zaccagni andava di forza verso quello di Scott che stava piantato a terra e quindi ti fa più male perché lo hai preso il pugno e pugno lo prendi tu e quindi rosso non direi, però giallo il minimo. Zaccagni continua a lamentarsi, l'ho letto, non saprei. Sì, vabbè, ma ammonito non è quello Conte non è Inzaghi, Fabio. Inzaghi toglie gli ammoniti perché sono ammoniti. Conte ha continuato a far giocare giocatori ammoniti, ricordati Juan Jesus, ricordati McTominay. Quando ti servono in campo, Conte li lascia in campo, si fida della capacità dei giocatori di rimanere attenti, di non fare falli, di non correre rischi. Secondo me è una questione anche di Juan Jesus stava facendo un'altra partita straordinaria, quindi togliere Juan Jesus perché toglierlo? Vi ripeto, il fatto di avere Juan Jesus diffidato poteva essere una cosa, il giallo non l'ha preso perché l'ha preso Amir, però poteva essere uno spunto, far ritrovare, far avere altri minuti a Buongiorno che dovrà probabilmente tornarti utile quando perderai Juan Jesus per un'altra ammonizione e quindi farli ruotare un po' tutti. Non credo che la sostituzione sia per l'ammonizione, credo sia per un'utilità di vedere anche Buongiorno centrale insieme a Juan Jesus, poi se l'ha detto. Adesso vediamo tra le sue parole. Allora, grande Pagher, meglio no, però vedi, nemmeno questo poi va bene, perché noi dobbiamo mantenere la calma, noi non dobbiamo farci scendere, accettare la provocazione, eccetera, eccetera. Io lo so che a voi vi piace quando l'importante è non prima di tutto non simulare, quindi fare finta che ti sei fatto male, è la prima cosa che odio. Seconda cosa, non cadere in provocazioni perché la partita l'hai vinta, quindi se ti vengono a muso duro non accettare un bullo, cioè non subire la bullaggine, questo sicuramente no. Però se li guardi e sorridi, se hai quella freddezza di guardarli e sorridere, ancora meglio, perché loro vanno in freva, tu stai tranquillo del risultato e vai avanti senza poi, perché se poi scatti così
ti va male a te che hai perso un giocatore che la Lazio si fa il suo campionato di alti e bassi, noi stiamo lottando per qualcosa di importante, quindi Paco ci occupa un posto slot per prendere Rossi. Chi è Rossi? Ah, Rossi come cartellini rossi. Rossi. Chi è? Allora, vocali e like, sì, arriviamo subito, siamo alla ventina di minuti, fammi ancora leggere qualche... Tiene più Rossi che tiri in porta, esatto, questo sì. Nel frattempo è arrivato il 3-0 di Thuram. Lo so, una cosa vergognosa quello sgambetto, che non mi va bene, perché Thuram è l'unico giocatore che non avevo... che non ho anche io, cioè i Thuram sono tutti contro di me e quindi questo gol non mi fa impazzire. Ha pareggiato Ludovico Rossi. Ludovico, mica ammazza all'ultimo minuto. Poi vediamo le mie cose perché non è il caso. Allora, direi di ascoltare le parole di Conte, se mi sposto, perché così, se lui ha detto delle cose specifiche... Vedo Fabio Versatile, Sblumbo, Francesco, Rossa, andiamo alle parole di Conte in modo tale che da qui partiamo, se lui ha detto delle cose non le ripeto. Buon pomeriggio mister. Sì, buon pomeriggio, ciao Dario. Conte, non c'era un modo migliore per cominciare il 2026 probabilmente, e poi le chiedo forse dell'unica nota negativa, l'infortunio di Neres, c'è già qualche aggiornamento? No, bisognerà aspettare domani, deve fare degli accertamenti e vedere, perché comunque non ha avuto un problema, ma non è una cosa muscolare, quindi bisogna vedere un pochettino. Speriamo non sia integrale, perché già quest'anno stiamo facendo fronte a grandi defezioni per parecchio tempo, però devo fare i complimenti ai ragazzi, perché oggi penso che giocare contro Lazio all'Olimpico in questa maniera, con questa qualità di gioco, con questa pulizia tecnica e anche con una forza fisica, perché comunque non abbiamo fatto giocare la Lazio e noi quando avevamo palla eravamo veramente molto, molto bravi, molto, molto preparati, no? A giocare. Io penso che abbiamo fatto una partita qualitativamente molto, molto, di livello molto, molto alto oggi. Conte vi ascolta. Dario Marcolini. Sì, ciao Antonio, a me ero in telecronaca, no? Prima la cosa che mi è piaciuta molto è lo spazio che hanno utilizzato sia Neres che Elmas alle spalle dei centrocampisti, e soprattutto a Cataldi non hanno mai dato un punto di riferimento. Lì Napoli riusciva sempre a sviluppare, hanno giocato bene tutti, perché l'abbiamo detto prima, è stata una partita forse sempre più in crescita, sempre più forte, però quella zona è stata sfruttata benissimo. Sì. Ma Dario, è inevitabile che quando Marcolin, sì. si preparano le partite si ha anche il tempo, no? di preparare le partite nella giusta maniera, si cerca un pochettino di esaltare le caratteristiche. Vedi. Questo è il ribadire. Quando la gente si diverte a dire ma Conte in Europa, eccetera, eccetera, non è una questione che Conte non va bene per l'Europa. È una questione che lui per preparare le partite ha bisogno di un tot di tempo, vuole studiarsela bene, probabilmente conosce poi a menadito anche meglio quelle che sono le caratteristiche delle squadre del campionato, o deve allargare lo staff. Ma quello che fa Conte nello specifico è proprio studiarla nei minimi dettagli, questa cura, la famosa cura maniacale. Probabilmente quando ci aggiungi un'altra partita in mezzo che ti spezza quello, perdi un po' di là, perdi un po' di qua, ed è difficile la gestione del doppio impegno, ma non perché in Europa non si può o giochi male, oppure il calcio di Conte non va bene per l'Europa, non gli interessa l'Europa, è una follia dire queste cose, capito? Come si chiama? No, 3, qua... Hai capito? È una follia dire così, è una questione di tempi, andiamo avanti. Dei propri calciatori al tempo stesso si cerca di trovare un po', no? Gli spazi dove poter andare a fare male. Penso che l'interpretazione della gara da parte dei ragazzi è stata eccezionale. Abbiamo attaccato, forse ecco, magari avessimo fatto così, un gol in più, nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Questo forse ci sta mancando un pochettino, ci sta mancando un po' di cinismo nella fase offensiva, perché creiamo tanto e tante volte non riusciamo poi a concretizzare. Però
ma ripeto, i ragazzi stanno facendo molto bene, sono veramente contento perché comunque Vabbè, hai creato 1,86 di XG, potevi tirare di più, ma più o meno a traversa di Elmas, il colpo di Elmas di testa di Elstas fuori, quello era cross di Mazzocchi, avrebbe fatto assist Mazzocchi, un tiro di McTominay fuori, qualche altra cosuccia, però non è che hai tirato tantissimo oggi. difficilmente qualcuno poteva pensare, sai, chi guarda comunque tutte le assenze, tutto quello che ci è capitato e quello che mi auguro non continui a capitare, perché speriamo che non sia niente di particolare, però siamo comunque con gli uomini contati e stiamo facendo secondo me delle cose veramente importanti, perché al di là del fatto della la vittoria può arrivare anche striminzita, stanno arrivando vittorie contro squadre anche importanti con qualità di gioco secondo me molto alta, quindi va fatto i complimenti ai ragazzi, bisogna continuare in questa maniera. So che non sarà facile perché adesso giocheremo ogni 3 giorni. Sì, allora c'era, grazie su questo Mario, perché hai visto bene sul ragazzo, si poteva intuire. Interessante Vince, allora fortunatamente quello che mi chiedi, no? Dobbiamo considerare la partita con l'Inter come ultimo, aspettare in ogni caso il recupero della 16ª col Parma. Sì, nel senso che oggi è la 18ª, ma è la 17ª per noi. Ho pure fatto un casino a scriverlo come copertina, oppure come titolo di questo video qua, perché è la 18ª di Serie A, è il turno 18, ma noi abbiamo fatto la 17ª partita. Per fortuna, adesso facciamo quella col Verona, poi c'è la prima del girone di ritorno con l'Inter, e poi c'è il recupero subito dopo col Parma, quindi non consideriamo, io almeno non considererei la partita con l'Inter come la 19ª, aspetterei per poi stabilire anche il fatto della classifica Guido quando poi, perché già con l'Inter noi teniamo la vittoria e potrebbe abbassarsi così, e invece aspettiamo quella partita col Parma per chiudere quello che è il girone d'andata e fare un pochino di calcoli che oramai sono quasi belli e fatti, insomma, quello su quanto sarà la soglia per lo scudetto e per la Champions. Quindi questo è molto interessante. Avevo letto, sta pure Polly, quindi lasciate i like. E il fatto del turnover lo sapevo, è giusto che sia così, che adesso si prenda anche le sue improperie. Non ci sono tante rotazioni da fare, però dovremo affrontare la situazione sperando, ecco, di non pagarne tanto le conseguenze di giocare comunque così ravvicinato e il fatto di dover sfruttare tanto alcuni calciatori. Mister, vedevamo che i numeri sono ampiamente in linea con quelli dello stesso momento della passata stagione, quindi l'andatura teoricamente è un'andatura da scudetto. Nel mercato di gennaio, viste anche le limitazioni che ha il Napoli, meglio non toccare niente, lasciare tutto com'è per evitare di fare danni? Non tocco questi argomenti perché l'anno scorso ho detto non facciamo danni, poi è stato dato via Kvaratskhelia, quindi porta pure sfiga. Lasciamo stare. C'è chi si deve occupare di questo e che si occupi. Loro sanno qual è il mio pensiero, è sotto gli occhi di tutti quello che noi con chi lo stiamo facendo, chi può recuperare, chi invece farà grande fatica a recuperare. Niente, poi ripeto, io devo fare l'allenatore, devo ottimizzare le risorse che mi vengono date, perché sia 10 o che sia 5, alla fine so che la richiesta nei miei confronti è sempre altissima e cercherò, ecco, insieme ai ragazzi di fare sempre del nostro meglio. Grazie a Antonio Conte, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie Conte. Vabbè, è giusto, nel senso che è rimasto scottato ed è naturale, no? Noi mo abbiamo un quadro molto chiaro. Io ieri volevo dirla sta cosa, mi sono fatto un giro su Facebook, non ci vado mai perché non lo seguo più. Però mi sono fatto un giro su Facebook, ho visto una foto di Lookman con la maglia del Napoli, non so, la pagina Tua Difesa, una cosa del genere. È una cosa difficile, però non è un'idea infondata, eccetera, eccetera. Cioè, ognuno vive nella propria bolla, sia chiaro, perché ognuno ha il proprio algoritmo, uno sta su un social, uno sta su un altro. Ma Facebook veramente è un posto mitologico, dove la gente crede
ai cani che salvano le papere nel lago e lo portano a casa, poi prendono il cioè, e hai come lo prendi, Luke? Prima di tutto Lookman sappiamo che voleva andare all'Inter e così. Come lo prendi Lookman che sta in questo momento in Coppa d'Africa? Cioè prendi uno che ritornerà quando ritornerà, che costa quello che costa perché l'Atalanta non lo svende, quello era il prezzo, eccetera eccetera, che hai il mercato bloccato, che devi fare quello che ti esce, quello puoi spendere, questione delle liste, questione delle... ma veramente, allora io c'è margine di miglioramento, capite? Cioè io so che il cerchio è chiuso e so che ci sono migliaia di tifosi del Napoli che tutti questi discorsi che facciamo noi nell'approfondimento, si può fare, non si può fare, il bilancio, il costo della rosa allargato, noi andiamo ma ci sono migliaia di tifosi che non hanno proprio idee. Sì, Lookman sarebbe l'ideale. Oppure si fanno dei post giusto per raccogliere 300 commenti e andare avanti così. Ti ringrazio Vale per quanto riguarda il fatto di Elmas, aveva senso capire. Non avevo indovinato che Elmas andava su Cataldi perché ecco è là che Conte ci fa vedere la cosa nuova. Di solito è sempre Lobo che va sul regista loro. Avevamo anche detto però deve fare troppi metri poi per recuperare. Ha molto senso che in quello che sta più avanti diventa il vertice del triangolo e quindi mi diverto se riesco a portare. Credo che, tra l'altro, hai capito pure sta storia, insomma, al di là del fatto che li perdi in maniera organica e naturale per la Coppa d'Africa quando sono a disposizione, comunque la Coppa d'Africa ogni 2 anni, ogni 4 anni, quando sarà. De Laurentiis è stato molto chiaro, a parole sue, ma al di là del fatto che certe cose le puoi dire o no, è un pensiero che poi se hai dei giocatori fondamentali e li perdi per un mese in un momento importante ogni tot anni è comunque un problema. Aggiungici che Lookman tiene quella testa che non si è allenato, poi è stato reintegrato, voleva andarsene. Insomma, mi sembra veramente una cosa strana. Il mattino ne ha indovinata un'altra. Allora, il mattino quale era? Il mattino era quella di Lang? Datemi una mano perché ovviamente si mischiano le fonti. Se il mattino era quella di Lang con il Galatasaray, onestamente io mi sono sentito di dirvi non ha senso. Cioè ti togli Lang per prendere Laurienté, non avrebbe molto senso. Non è che Laurienté ti svolta la squadra, Lang è appena arrivato, poi te lo devono pagare quanto l'hai pagato, altrimenti vai in minusvalenza. Se questa era la cosa, fatemi sapere, che vuol dire che non l'hanno presa. Nel senso che Mann è stato molto chiaro, bastava leggere l'intervista, leggere l'intervista di Mann. Ha detto Lang io lo voglio pungolare, ci deve dare di più sicuramente, e quindi quelli sono i giocatori Wagyu. Se il Napoli vuole fare mercato, Lucca o Lang. Se Lang comunque ti dimostra che è dentro al gruppo e ci sta dando dentro e ti può dare una mano, Lang non lo tocchi e allora è solo Lucca. Però per solo Lucca devi capire sempre quanto ti danno, cosa puoi prendere in cambio e quando torna Lukaku. Ecco perché il discorso Lucca, io vi ho detto, secondo me se si sviluppa non si sviluppa subito. E quindi tutto il discorso che avevamo fatto, i centrocampisti, Mainu, eccetera, eccetera, sono diventati secondari perché dobbiamo stare pronti nel caso che, ma sarà molto difficile. Tutto sto mercato, Luke, Benfica, tutte le cose, è molto difficile secondo me. 3-1 e Castro. Com'è Castro? Castro, allora si ribalta la situazione perché Castro ce l'avevo io... 3-1 Castro ce l'avevo in un manto, vabbè. Amico mio, no, fammi recuperare Brubi, eccolo qua, subito, grazie mille. No, è quando sto nella situazione dei vocali che non mi esce la schermata. Però ti ringrazio sempre. Lobo verso il 20° fa stop più croccheta, esagerato. Amico mio, sul Lobo veramente io non ho più parole.
Mi piace solo ricordare quando si voleva dire per forza Lobo può giocare solo nel 4-3-3 perché a media è già. E non sono frasi dette anni e anni fa, sono frasi dette l'anno scorso quando Conte aveva cominciato. Lobotka è sacrificato, non è buono. È già. È una questione che devono stare bene. Io voglio solo che stai buono. L'ho scritto oggi per McTominay e lo ribadisco per Lobotka, lo ribadisco per tutti. Voglio solo che stiano bene, perché quando stanno bene sono capaci di prestazioni straordinarie e sono adorabili. Non gli possiamo, sono anche esseri umani, non gli possiamo chiedere di essere sempre performanti con la freccia verde in alto, però è veramente veramente una bella squadra e ti sta dando soddisfazione. Grazie mille Brubi per il supporto. Fammi vedere se non mi sono perso nient'altro, perché questo è il mattino, esatto. Arriva Ildiz, magari amico mio, Ildiz, io lo ribadisco che è il giocatore che mi ha dato subito vibe kvaresche da subito, l'anno scorso. Però purtroppo penso sia inarrivabile quanto costa. Vocali e like, quindi ha ragione il dottor Varon. Ci possiamo rispostare per ascoltare tutti i vocali degli amici bellini, partendo da, guardate che io tossisco anche di meno. Ciao Valerio, ciao amici bellini. Peccato l'espulsione di Mazzocchi, perché per questo ennesimo infortunio di Neres, il giocatore più in forma d'Europa, secondo me, almeno sicuro del campionato italiano, è uno dei più forti del Napoli, non ci voleva proprio, perché con queste partite ogni 3 giorni che penso tra Verona e Parma Mazzocchi poteva avere la sua chance di giocare, ma non perché è Mazzocchi in sé, ma perché proprio siamo senza giocatori e per far rifiatare qualcuno, visto gli impegni comunque abbiamo con Inter, Juve e il Copenaghen. Esatto, io non dico da titolare, ma ti tornava utile per un ricambio al 77, sì. Che dire però, 77. partita sontuosa del Napoli, primo tempo giocata a livelli mostruosi. Una mia idea è che forse Conte ha capito che se prima lo diceva a parole, che il Napoli sa solo difendere in avanti, anche se prima magari faceva blocco basso, e avrà capito finalmente che il Napoli non è come Juve e Inter che sapevano difendere, il Napoli non riesce a difendere. Quindi spero sia così, che l'ha capito davvero, perché il Napoli così è uno spettacolo proprio agli occhi. Puoi fare qualsiasi tipo di modulo, conta poco, conta il movimento in campo, conta la determinazione, conta la condizione fisica, contano le idee. Quindi Lobotka e McTominay insieme fanno paura, ma davvero paura. Mi sono piaciuti tutti, peccato che il Massa non ha trovato il gol, però forza Napoli. Sempre è giusta la considerazione, Fabio, perché Conte l'aveva detto già all'inizio. Noi abbiamo cominciato con un'idea più di possesso, dominare il centrocampo e trovare poi gli spazi. Era un'idea più di qualità con De Bruyne dentro. Poi abbiamo dovuto fare di necessità virtù, comunque con l'idea di difendere in avanti, e Conte l'ha ripetuto in varie interviste. Quindi evitare quello che poi è successo qualche volta l'anno scorso, cioè di abbassarsi troppo e aspettare l'avversario sotto palla. Difendi in avanti. E lo stiamo facendo con molta varietà di soluzioni. Oggi per esempio era proprio uomo su uomo, bello, chiaro e spiccicato. Alle volte è un po' ibrido con giocatori che hanno il doppio compito, però è bello proprio. Scott e Lobo si sono anche integrati molto bene, sono entrambi fisici e sono entrambi anche di qualità, perché lo stesso Scott ogni tanto alza la testa e fa delle sventagliate mica da ridere. Quindi veramente molto bene, speriamo, veramente mettiamoli nella teca, perché ci serviranno finché non tornano gli altri. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno Valerio, grandissima prestazione dei ragazzi, il 4º clean sheet consecutivo, e questa è una cosa che fa molto piacere. Sono un po' intossicato in realtà per come è andata alla fine della partita, perché devo essere sincero, questa è stata la prima gara in campionato dove mi è salito proprio lo schifo da parte degli avversari, un continuo prendere a calci dal primo al 90°, lo hanno fatto subito dopo l'1-0, non hanno più smesso, ci hanno quasi azzoppato Scott, poi Neres.
su Buongiorno pure ci hanno provato, è giusto secondo me quel giallo, Marelli ha provato a dire che non fosse ammonizione, non riesco a parlare di campo perché volevo dire, bellissimo vedere Neres che entra tra le linee, si fa vedere tra le linee per liberare spazi a Di Lorenzo con le sovrapposizioni, a Politano sulla fascia. Questo è, io ando controcorrente, se qualcuno è arrabbiato con Mazzocchi io dico fatto bene perché queste reazioni le aveva ogni tanto Mario Rui e se stai vincendo 2-0 al 90esimo per me ad una certa meriti di farti rispettare perché Marusic anche lì sgambetta e tira la maglia di Mazzocchi e gli dice pure una bella parolina, di conseguenza per me Mazzocchi ha fatto bene, ogni tanto bisogna reagire. Forza Napoli sempre, parlate voi di campo perché c'è sicuramente tanto da dire ma sono un po' intossicato. Mi dispiace che ti sei pigliato collera, amico mio. E alla fine noi torniamo a casa da una trasferta, sottolineiamo anche questo, perché si è parlato in Napoli in trasferta, non è buona. Calma. Da una trasferta torniamo a casa a punteggio pieno, con i 3 punti tutti quanti in tasca, con un Conte che ha dominato Sarri a livello tattico. È stato un po' di nervosismo nel finale, ma è naturale. Io non voglio giustificare i giocatori della Lazio, però quello che è che la Lazio è un bacello, è una polveriera a livello societario. Ecco perché ci dicemmo a inizio stagione, dice la Lazio non puoi sapere che fine faranno, perché sono in grado di fare la grande partita di orgoglio, sono tutti sul pezzo in quella giornata, e altre dove qualcuno stacca la spina, perché non c'è una direzione societaria. Adesso, per esempio, hanno venduto Castellanos, benissimo, si aspettavano nel momento in cui si sblocca il mercato per loro di avere già delle idee pronte. Se ti vendi Castellanos e rimani con Noslin, e anche Noslin poi non ci sarà, non hanno più punte. Dia è in Coppa d'Africa. chi deve giocare? Punto. Mettono Insigne, Falso Nuevo, e ancora non c'è. Si sta parlando di vendere Guendouzi in Turchia, si sta parlando di vendere Tavares, e non si sentono i nomi. Si parla di questo Pedrasa come terzino, ma non si vedono le cose. Quindi secondo me ci deve essere grosso nervosismo in casa Lazio, ed è tutto quello che noi, no? Lotito De Laurentiis, più Lotito esiste, più De Laurentiis diventa il migliore che è possibile, perché a volte sono similari, si sono accompagnati a vicenda in certe cose, però Lotito è il non plus ultra della gestione così, a volte a casaccio, con collaboratori anche che lavorano a casaccio, e che se fossi io tifoso della Lazio veramente sarei al limite della sopportazione, perché è veramente inaccettabile. Noi stiamo bene, noi abbiamo Reali, e che è bellissimo, quindi molto molto bene sotto questo punto di vista. Ciao amici, un audio veloce perché la partita l'ho vista, ma diciamo non con attenzione perché sono fuori e con i neuroni congelati, però mi è sembrato che non ci sia stata molta partita, nel senso non ho mai visto la Lazio che ci ha messo particolarmente in difficoltà. Ho visto Politano bene, e per il resto diciamo me la rivedrò attraverso l'analisi tattica di Valerio, però bene, cioè finalmente la combo partita alla mezza e terza maglia a Roma con la Lazio non porta particolarmente bene, quindi buono aver sfatato pure questa cosa, e niente, partita secondo me fondamentale da vincere, e speriamo bene per Neres perché ho visto che ha avuto un problema, ma capiamo, e penso di non essere stata l'unica a cagarsi sotto sul contatto su Scott, che penso mi hanno sentito diversi ancora passanti, ecco, e niente, un bacio e forza Napoli sempre. Aspetta, ci deve essere, ecco. Vabbè, la solita chiosa finale perché sennò Valerio si piglia collera che non l'ho fatta. Giusto, diciamo, l'espulsione di Marusic, se vogliamo forse anche quella di Paco perché è una mezza reazione, però non si vede così spesso, Cioè, c'è gente che si spinto una continuazione quando vengono provocati, però non si espelle. Però vabbè. Hai ragione, nel senso che quella roba là, giallo di solito si risolve, che si sono afferrati quasi che stavano prendendosi a pugni. Io condivido il messaggio di Luigi che dice non si reagisce mai con le mani addosso, non condivido per nulla. Il rosso è scontato. Il tuo lavoro è non cadere nelle provocazioni, specie se non giochi mai e stiamo inguaiati. Sì, si vede benissimo, anche inquadrano Conte, che Conte fa da pacire, è una cosa incredibile. No, non è una cosa incredibile, perché Conte non è che è un violento che si va a afferrare, Conte si fa rispettare di solito. Però Conte cerca di dividerli, e quando vede il rosso dice no, ma perché la partita oramai era chiusa, e quindi il problema poi resta a te, ovviamente resta anche alla Lazio, però sarebbe stato ideale evitarlo. Su questo sono in linea.
E ascoltiamo un attimo anche Francesco, che era uno di quelli che sull'argomento mi pare che Solo Vale, stava... parto dal dire che chiedo perdono a te e a Serenissimo perché peccando ho meritato 2 assist di Politano nella stessa partita, che secondo me è stato il migliore in campo alla fin fine di questo Lazio-Napoli 0-2. Un'altra volta il Napoli potrebbe vincere anche con 3/4 gol di scarto, ma non lo fa, il Napoli non mi emoziona più. Il famoso meme, il Napoli non mi emoziona più. Sì. Per il resto, solite cose. Secondo me la chiave di Politano messo lì come quinto dietro Neres, che bisognerà vedere, è uscito abbastanza male, vediamo. Sarebbe un miracolo averlo per l'Inter, ma credo proprio di no. Però questa chiave di Politano quinto, con Di Lorenzo che comunque fa il braccetto, sì, ma il terzino, come hai analizzato stesso te nelle scorse analisi tattiche, è stata una chiave di lettura di Conte, secondo me, pazzesca. E diciamo questo 0-2 è stato intossicato solamente da un Mazzocchi che secondo me Insigne veniva criticato per molto meno, ma stesso Mario Rui che aveva questo temperamento e ha fatto il cafone oggi. Non voglio dire che è un cafone lui, però sicuramente oggi l'ha fatto. È questo. Sì, vabbè, Ciao Valerio, ciao gli amici. siamo sempre alla solita cosa, e poi la definizione magari è un po' infelice. Mi divertiva sempre farvi vedere la hitmap di Di Lorenzo, che è un po' più braccetto puro oggi, lo vedete? Però sempre andando fino in fondo come terzino. Quello che è sfizioso vedere nelle hitmap così è il Neres il più avanzato di tutti, con Højlund che viene sempre incontro a fare quel lavoro di sacrificio. Oggi Højlund un paio di occasioni, però molto lavoro di sacrificio, e questo Elmas che viene dietro è molto, molto bellino. È una hitmap di ampiezza. Ecco chi stava parlando dell'ampiezza, no? Di giocare sulle fasce. Ampiezza, no, vabbè, comunque sì. Solazio direbbe Falconero, ma se può campare così. E infatti sì, ed è quello che più o meno è successo. Cosa è cambiato dal disequilibrio con Udinese e Benfica dopo l'ingresso di Politano dietro Neres rispetto all'enorme equilibrio che abbiamo oggi con gli stessi uomini? Amico mio, veramente te la faccio banale. Eravamo arrivati a un limite fisico di energie spese. Ricordati che venivamo dalle vittorie con l'Atalanta, con la Juventus, con la Roma, vincemmo con il Karabakh. Te la faccio nell'ordine perché poi non mi voglio perdere niente. Punto di non ritorno contro il Bologna, dopodiché vinciamo con l'Atalanta, col Karabakh, con la Roma, col Cagliari, perché poi c'è anche la partita col Cagliari di Coppa Italia, con la Juve. Arriviamo a un limite probabilmente di sopportazione fisica e mentale. Arrivano altre 2 partite troppo ravvicinate che poi portano alla Supercoppa, e quindi c'è un momento proprio di stop fisiologico. Ricordiamo che in quelle 2 partite quello che ti viene meno è Scott, che risulta il meno brillante della squadra, e là, quando ti viene meno McTominay, è chiaro che è un giocatore troppo importante, troppo dominante. Ritornato Scott ad un certo livello, abbiamo ripreso a macinare, quindi il Milan, quindi il Bologna, e poi siamo rientrati con la Cremonese e con il Verona. Io spero che Napoli possa continuare a reggere, però se arriva uno stop, non dico col Verona, ma se arrivasse pure con l'Inter, non dobbiamo prendercela, dobbiamo guardare bene la partita, capire se siamo stati dominati dall'avversario a livello tattico, oppure se è una questione ancora una volta fisiologica, perché mantenere certi ritmi e fare un filotto di 10.000 partite tutte vittoriose è veramente difficile da chiedere. Quindi questo fondamentalmente. Appena rientrato a casa, grazie Tore, grazie sempre Tore. Pascaline Fess, bene, nel senso ingenuo, bene tutti. Correggista di centrocampo, stasera Polipirlo. Immagino ora i conti vinci e resta, perché eravamo rimasti ai vinci e vattene, e invece adesso sta funzionando, soprattutto quando un italiano è venuto meno, cioè dopo quell'esploit contro di noi, la mazzetta spesa tutta, Però no, lo sfizio è quello, qualcuno gli dirà il contrario di quello che gli è stato detto come pregio, e cioè è bravissimo a gestire perché li alterna tutti, eccetera, eccetera. Qualcuno dirà è malissimo gestirli così perché non dai continuità a una squadra, alle volte le squadre devono essere così. Ci divertiremo a leggerlo e a vedere. Allora, durante il primo tempo Conte ha chiesto a Højlund di stare più basso perché i centrali della Lazio non uscivano in pressing, e quindi da qui la posizione media di Neres poi avanzata.
L'ho ascoltato Conte, dice falli uscire, anche quando noi vediamo i passaggi magari all'indietro che se la passano i difensori e qualcuno a volte dice se la passiamo solo tra di noi, sono passaggi inutili. Non sono passaggi inutili, sono passaggi a dettare poi il pressing dell'avversario. Sappiamo che la Lazio gioca a zona e non ti viene ad aggredire moltissimo, è comoda ad aspettare perché stanno a zona, occupano tutte le zone pericolose senza scoprirsi di solito, ma se tu te la passi e loro stanno in svantaggio qualcosa lo devono fare. Se loro vengono in avanti tu devi essere bravo a trovare i mezzi spazi, te la passi in avanti tu, e alle volte siamo usciti proprio bene con dei passaggi semplici, con i triangoli si usciva proprio bene, e quindi anche questo spiega l'Højlund che deve venire incontro. Se ti tiri fuori dalla linea, perché quella di Sarri deve essere sempre linea, che deve fare Romagnoli, che deve fare Chila, ti deve seguire, e allora poi Romagnoli resta da solo e Neres gli può girare intorno. Che bellezza, che soddisfazione, che soddisfazione. Trauma distossivo alla caviglia per Neres, credo fuori almeno il mese. Io spero un mese no, però 20 giorni quasi sicuramente, purtroppo. Ed è il periodo in cui 20 giorni sono tantissime partite. Va bene, vogliamo parlare dell'intelligenza tattica di Rrahmani. Molto, molto, molto bravo. Io l'ho banalizzato quando ho detto il difensore normale, nel senso che va in marcatura, la prende di testa, va nel contrasto, eccetera, eccetera, la normalità. La definizione di difensore normale viene poi dal retaggio di un difensore elegantissimo e bellissimo da vedere come Koulibaly e un altro difensore con strapotere fisico e anche molto vistoso come era Kim, mentre Rrahmani un difensore più normale, però negli anni lui ha dimostrato di essere costante, anche costante nella crescita, perché poi non era così Rrahmani quando aveva cominciato, adesso ha preso proprio anche quella postura di chi è convinto di essere un leader difensivo. Poi c'è una cosa interessantissima che dobbiamo capire e che analizziamo poco, e prendo lo spunto da Andrea Marinozzi, che parlando con un match analyst o comunque un collaboratore del Bayern di Monaco gli chiese proprio ma perché Kim con Upamecano adesso ci arriviamo e ci ritorniamo. Bellini, auguri di buon anno innanzitutto, e che dire, la partita è stata veramente Upamecano, poi entusiasmante, cioè veramente abbiamo dominato, soprattutto con questo modulo, questo assetto tattico con Politano a centrocampo. Secondo me Conte ha trovato la quadra. Complimenti a Conte, complimenti ai giocatori, e veramente abbiamo fatto un altro clean sheet, altri 2 gol e abbiamo dominato, corciavamo sulle seconde palle, cioè abbiamo fatto un recupero palla alto che è stato veramente fenomenale. Niente da dire, godiamoci la vittoria e guardiamo avanti. Ciao raga. Che bella voce che tieni, Ross, è proprio bella, cavernosa, profonda. Sto cercando di farla anche io, in modo tale da matcharla. Bella voce, dà soddisfazione. Alle volte le voci sono la cosa più bella. Upamecano non parlano. Cioè, cercavano di alternarli, no? De Ligt, Kim, sono tutti fortissimi, ma non ce n'era uno che parla. Secondo me Juan Jesus è il difensore che parla. Non so se Buongiorno lo è. Che Buongiorno è un grandissimo difensore, un grandissimo anche marcatore, ha capacità di rompere la linea e di seguire gli avversari. Non so se Buongiorno è quello che parla. E secondo me questo poi porta alcuni allenatori a fare delle scelte che per noi alle volte sono inspiegabili. Ma Buongiorno è più giovane, è più forte, è più fresco. Com'è che gioca Juan Jesus? Secondo me questa cosa qua la dobbiamo tenere presente. La leadership non è solamente il fare la cazziata, ma anche il guidare un po' la difesa, il sapere quando fare un applauso, quando richiamare l'attenzione. Juan Jesus rappresenta quel giocatore là. E in quel periodo poi nel Bayern cominciò a giocare chi era? Dyer, che era più quel tipo di difensore, e poi si potevano alternare vicino a lui i vari Upamecano, Kim, eccetera eccetera. Quest'anno c'hanno Ta e con Ta, che è un altro che parla, evidentemente è importante tenere anche sotto questo aspetto. Conte oggi ha ribadito che JJ è un leader di cui c'è bisogno.
L'anno prossimo, dici tu, cominciamo a vincere le 3-0. Però è bello, eh. Se era un andazzo l'1-0 dell'anno scorso, che Allegri poi ha ereditato, no? Eredita la squadra, anche lui disastrata, senza coppe, facciamogli 1-0. Allenatori agli opposti, quando si fanno poi i paragoni tra Allegri e Conte, veramente vado in freva, perché sono allenatori proprio agli antipodi proprio. Però noi quest'anno 2-0, se l'anno prossimo 3-0 ci divertiamo veramente tanto, veramente veramente tanto. Queste sono le parole di Conte, di Fabio Versati, le scorriamo, vediamo se Pino chiede. Allora ragazzi, che vogliamo fare? Ci stiamo annoiando questi 2-0, Saluti da Torino. Sì, potevamo fargliene di più. Onestamente avrei preferito fare poco l'elegante che fa il giro palla e ficcargliene ancora un paio. Zaccagni, che già dal 40esimo era da espellere, che va dall'arbitro faccia a faccia ad applaudirlo, va ad applaudire il quarto uomo, va a fare bravo, manda a fanculo tutti quanti, scusa la parola Valerio. Non ha fatto altro che lamentarsi, era da espellere molto più di Nosli, quindi alcuni giocatori vanno preservati, non capisco perché. Gli ultimi 20 secondi ve li dico per una cosa, perché poi alla fine non me ne frega niente del risultato e tutto il resto, ma pesa disculpas a Juan Jesus, ok? Apologize to Juan Jesus, chiedete scusa a Juan Jesus. Un saluto. Grande Pino, perché poi adesso ad ogni partita noi ci chiediamo a chi dobbiamo chiedere scusa, e l'ha detto anche in lingua, ma ovviamente è una cosa che va riferita a chi fuori da questi canali, fuori da questa bolla algoritmica, perché qua lo sapevamo molto Allora, bene. che dire, partita perfetta, partita giocata bene, una Lazio un po' arrendevole, purtroppo anche molto provocatoria, insomma, che richiedevano sempre falli, punizioni dove non c'erano. Non gli si può dire niente a questo Napoli, schierato benissimo, un allenatore che sa quello che fa, permette ai propri giocatori di esprimersi al meglio, un ottimo Elmas, un ottimo Politano, è stato decisivo anche oggi, 2 assist, e un McTominay più tonico rispetto alle altre partite, più in gioco, più in partita, in poche parole, un Lobotka sempre spettacolare, Di Lorenzo anche ha giocato un'ottima partita, per me il migliore in campo è Spinazzola, per il gol spacca partita che ci voleva, dopo una prestazione da incorniciare della squadra, tutto perfetto secondo me. Sporcata alla fine da questa reazione di Mazzocchi, che secondo me, con tutto il bene, ma il nostro caro Mazzocchi, il cuore di Napoli, diciamo, un ragazzo della nostra città, si lascia prendere un po' troppo dai nervi, ci può anche stare, però in una partita del genere, stai vincendo 2-0, non è una cosa molto pratica quello che ha fatto Mazzocchi, però è successo, quindi non sono io in campo, non posso giudicare le emozioni del ragazzo, però si fa prendere troppo dall'euforia, secondo me deve essere messo giustamente più sugli attenti, perché in una partita così perdere un uomo in queste condizioni non è stato decisivo, però poteva diventarlo, quindi è molto pericoloso, tutto qua, se no per il resto spettacolari. Un buon anno a tutti. Sono d'accordo, più che la partita in se stessa, che oramai era finita, proprio perché è finita, mantenere la calma non ti avrebbe dato poi il problema della prossima, anche per te stesso, perché poi non avrai molte occasioni, e questo periodo poi di super lavoro, di tante partite vicine, con Neres che ti viene meno proprio su quella zona, avrebbe avuto modo di giocare qualche minuto in più, veramente peccato. Si aggiunge a quell'altra espulsione che fece l'altra volta, e vabbè, certe distorsioni fanno giri enormi e poi ritornano, certi amori si risolvono in qualche giorno, aspettiamo domani, speriamo. Neres out, io mi giocherei Vergara in quella zona, ce lo vedo molto bene, non benissimo, molto bene, non bene, benissimo, ce lo vedo molto bene. Il problema è, avendo lui avuto comunque poco minutaggio da parte di Conte, non è che me lo aspetto come prima scelta. Abbiamo accennato a quelle che saranno le possibilità che Conte può fare, ma ci divertiamo, perché questo non c'è molto tempo, si gioca tra poco. Quando si gioca? Ma poi vediamo. Daniele, vedi, siete un po' allargati, 1 minuto e 50, vi devo... Ciao Valerio, ciao amici bellini, questo è il mio primo vocale nella chat vocali e lo inauguro condividendo con voi una opinione che ho da qualche periodo e che oggi Napoli mi ha confermato ulteriormente, ovvero che questa squadra, quando ha modo e tempo di recuperare le energie e preparare la partita nel migliore dei modi, è una squadra che se la può giocare contro tutti e spesso e volentieri anche a surclassare l'avversario. Lo ha dimostrato in tanti scontri diretti sia l'anno scorso che quest'anno. Infatti mi preoccupa molto la serie di partite che dovremo andare ad affrontare, perché tutto questo tempo di recuperare tra una partita e l'altra non ci sarà. Giocheremo addirittura partite con tempo tra una e l'altra di 2 giorni, e sarà veramente dura, avendo di fatto solo 2 centrocampisti, se Elmas viene usato più avanti e non può venire usato come sostituto di uno a centrocampo. E la mia domanda quindi è, quando diciamo la situazione infortuni sarà rientrata, spero prima o poi la situazione infortuni rientrerà, Conte
ha trovato la quadra per poter fare delle turnazioni logiche, pensate, e che non ti facciano abbassare il livello della squadra, ma che anzi te la mantengano sul pezzo e capace di fare partite come quella di oggi sempre, anche giocando in 3 giorni? Questa è la domanda che mi faccio e che spero avrà risposta nelle prossime settimane / mesi. Ciao a tutti amici Bellini e forza Napoli. Certo, ed è bello Daniele, prima di tutto bentornato tra noi, benvenuto tra i primi vocali. È giusto che tu dici mi faccio la domanda e poi aspettiamo tra prossime settimane, prossimi mesi, perché è inutile dirlo, ce lo inventiamo. Però su questo sono convinto che stia guardando il calendario e dice che tra un mesetto, se ho Anghissà, posso fare così. Questo sono convinto che con il nuovo assetto già abbia un'idea bella chiara su quelli che poi possono, dove mettere le pedine, anche quando e se, oramai devo utilizzare le parole di Conte, quando e se torneranno De Bruyne e Lukaku, anche lì ci avrà un'idea ben precisa. Però ovviamente è un problema che ce lo porremo partita dopo partita, perché è inutile fare delle previsioni. È capace che ti tornano quelli, ti viene meno un altro e sei costretto anche là non a inventarti delle cose, ma a fare di necessità virtù. Io penso che McTominay lì mediano ci sta dando comunque grande soddisfazione, ma non penso che Conte volentieri stia rinunciando poi alla capacità di inserimento di McTominay, che è un'altra arma importantissima. Stiamo trovando altri gol, quindi bene così. Però se puoi utilizzare McTominay che arriva in aria più spesso è meglio. Politano lo vedo meglio esterno di centrocampo, bisogna mettere qualcuno al suo posto. Che ne pensi di Lang a destra? Sono molto d'accordo, senza toccare l'equilibrio, specialmente se non hai recuperato Beuke, ma perché poi tutto lo spostamento di Buongiorno dentro, Rachmani braccetto, di Lorenzo che sale, tutto questo spostamento è un'idea fattibile, non è secondo me l'ideale. Però, considerando che il Verona, squadra più piccola, che ti pressa, che però non avrà molto la palla, ha senso rimanere con Di Lorenzo braccetto, sempre tra virgolette braccetto, con Politano che fa l'esterno e con un altro più offensivo davanti. C'è sempre il problema di poi non hai cambi migliorativi se te li giochi tutti in campo, quindi questo è il discorso che deve fare Conte, deve scegliere a coperta corta, quello che sceglie, speriamo che vada bene. In qualche modo hai perso una possibilità, o quella di partire con una squadra che subito è all'attacco, o quella di poterla risolvere nel secondo tempo con dei cambi. Purtroppo è così. In una formazione ideale senza infortunio vedrei De Bruyne al posto di Elmas, sì, col De Bruyne in quella zona lì che fa l'esterno ma è un sottopunta che può fare sia l'esterno, certo, è proprio, lo vedo bene anche io, è proprio ideale, vicino alla punta, quel lavoro di pressing lo fa, perché l'abbiamo visto fare anche da mediano aggiunto vicino Lobotka, sarebbe meraviglioso. Certo ci vedo anche Anghissà vicino a Lobo, per esempio, a quel punto ti puoi giocare anche McTominay in quella zona là. Purtroppo solo 11 se ne possono utilizzare e non possiamo metterne di più. Il dottor Varon. Saluti alle amiche e agli amici Bellini, soprattutto Valerio, buonasera, buon anno. Faccio un riassunto rapido. Conte e Sarri, le due società a confronto. Oggi si nota subito la qualità dei calciatori delle due rose e la qualità della gestione di quest'ultima. Sappiamo il peso di Conte su De Laurentiis rispetto a Sarri nei confronti di Lotito. Conosciamo lo spirito comune. È bella sta cosa, subito ti interrompo perché è bella sta cosa che dici. Il peso di Conte su De Laurentiis, giusto, perché De Laurentiis lo ascolta e lo stima e c'è una stima reciproca. Sicuramente ci sarà stima da parte di Lotito nei confronti di Sarri, però Sarri dice le cose, si lamenta, chiede delle cose, Lotito non le fa. Quindi anche lì a volte si è visto che insomma Sarri si è lamentato degli arbitri, la Lazio invece non l'ha appoggiato, poi adesso hanno fatto il dossier contro gli arbitri, adesso non lo so se Sarri ha detto il Napoli è stato superiore, quindi è già bella questa distinzione che fai proprio di rapporti, di importanza anche sulla carta dei due rapporti. Dei due presidenti nella gestione delle economie, delle società e la gestione dei calciatori. Per quanto riguarda il match, la bellezza della tattica, per quanto io possa capirne umilmente, a mio parere, è data dalla fascia sinistra. Elmas è fantastico per il rendimento riuscito ad ottenere Conte in questo ragazzo, in quel ruolo. Il centroavanti con le spalle forti lo abbiamo, che ha avuto una crescita gigantesca.
Basta vedere la Roma che sta inguaiata letteralmente con Ferguson e Dovbyk che giocano a bocce. Abbiamo un allenatore che si può permettere di preferire Juan Jesus rispetto a Buongiorno e Beoche, ma contro i milioni spesi di Vela. Sì, ma ricordati che questa qua, perché poi l'abbiamo vista, abbiamo ascoltato, la scelta di Juan Jesus è consapevole, cioè non è che tu dici lascio malvolentieri Buongiorno, è proprio consapevole, nel senso oggi mi sta dando di più Juan Jesus. E qui si vede la fiducia del presidente nell'allenatore. Quesito. Gennaio o mercato estivo, l'esterno sinistro a questo punto è da prendere, Valerio? Sì, sempre sì. Non si può pensare di essere statici sul mercato, perché diventa stagnante, devi sempre dare un po' di freschezza, devi sempre, ricordatevi quello che poi fu un mercato anche abbastanza pericoloso, rischioso, no? Pericoloso, che poi portò allo scudetto con Spalletti. Si cambiarono molte pedine. Secondo me è bene sempre tenere le porte aperte a giocatori che vanno, che possono averti dato tutto, e giocatori che entrano e che ti possono dare nuova linfa, giocatori più giovani, ricordiamo. Quindi sì, il problema è gennaio, mercato estivo, sappiamo che Napoli deve rientrare in dei parametri, sappiamo che è una problematica proprio pratica tra quello che ti costano i calciatori e quello che fai di fatturato. Bisogna o abbassare il livello degli ingaggi o aumentare il fatturato. Il fatturato per qualche voce migliorerà, più sta in Europa meglio è, quindi si migliorerà sotto quel punto di vista. Alzare contemporaneamente anche il livello degli stipendi non sarà facile, e ricordiamo che devi andare a riscattare Højlund, quindi 50 milioni li spenderai in questa sessione, non li hai già spesi, teniamolo presente, perché su questo c'è molta confusione. Facciamo le pulce ai calciatori, ma vogliamo parlare un po' degli allenatori. Conte lo stiamo vedendo, Allegri gioca male ma vince, Chivu senza esperienza per stare lì su può essere un fattore. Fabio, questo era il fattore supremo su cui noi abbiamo basato tutto il discorso iniziale delle previsioni, delle idee, delle ipotesi. Chivu lo stanno portando per mano sul podio della credibilità. Poi lui è anche bravo, perché non lo possono creare a tavolino se non lo è. Quindi qualcosa ce l'ha messa lui, non ha stravolto la squadra, ha continuato con lo stesso schema iniziale, senza stravolgere niente. Qualche principio diverso lo abbiamo visto, però lo hanno proprio a tavolino, lo hanno saputo difendere, perché anche lui ha avuto delle problematiche, anche lui tante partite perse. L'hanno saputo difendere a puntino, creandogli quest'aura di allenatore che sa la comunicazione, che sa parlare, che è bravo sul campo, eccetera eccetera. E anche lui ha una gestione, l'abbiamo visto spesso, alle volte fa giocare Bonni al posto di Thuram, alle volte fa giocare Pio Esposito al posto di Lautaro. Non si crea questo problema finché le cose vanno bene, grande gestione di Chivu. Se le cose vanno male però stiamo vedendo, partita contro il Bologna, la squadra dell'Inter è quella lì. Quindi è individuabile un 11 preferito di Chivu, che è facile, con Acerbi che non c'è, sposti Akanji al centro, Pissek diventa titolare, piaccia o no. Quelli sono che hai sugli esterni, perché deve giocare Luis Enrique. Si chiama Luis Enrique, ma non è Luis Enrique. Però Lautaro, e ci aggiunge semplicemente uno Zielinski che io c'ho il debole per Zielinski, però credo che fammi stare zitto su Zielinski. Ah, c'è una chiosa. Valerio, una cosa al volo, ho dimenticato. Bisogna fare più gol. Assolutamente. Bisogna segnare di più. È un peccato, Sicuramente, vedi, l'ha detto anche Conte, che vuole più gol. Sotto questo punto di vista ci possiamo rispostare, perché abbiamo ascoltato tutti i vocali. Luis Enrique. No, perché mi è venuto il dubbio, si chiama Luis Enrique. Enrique era quello là, il terzino Enrique. Comunque, grazie a chiunque mi abbia regalato l'abbonamento. Ho ricevuto ora la notifica che non potevo vedere la live prima. Mr. Flower, sì, devi ringraziare Giovanni. Giovanni ha dispensato 5 abbonamenti per voi. Ricordo a tutti quelli che si sono ritrovati abbonati anche contro la loro volontà che mi scrivessero in privato, così per un mese posso aggiungervi vabbè,
al gruppo Telegram, così vi fate un mese con noi, vi divertite e decidete se poi restare o lasciarci. Dice no, sono insopportabili, troppe notifiche, quindi così. E chi se lo scorda, Enrico il gol alla Van Basten, veramente alla Van Basten, veramente una cosa incredibile. E là avrà tirato, avrà provato a mettere un cross, alle volte tu la butti a come capita e ognuno può decidere quello che è. Az. Chivo ha smentito molti scettici, è stato molto bravo, riconosciamolo, è assolutamente sì. Lo so che è stato già detto, ma quanto è bello Lobotka, mi fa piacere ribadirlo, non c'è alcun problema nel ribadire questo, facendo la premessa che c'è prima il Verona, ma contro l'Inter con un Thuram non credi che ritornerà Buongiorno titolare al posto di Juan Jesus? Il discorso tu dici della doppia punta. Thuram potrebbe prenderselo Rachmani. Certo, Thuram Buongiorno è un ottimo accoppiamento. Lautaro che dà un po' fastidio perché poi si tira fuori, poi a volte si alternano in questa cosa. Però sì, ci ragionerei più in là. Ecco perché volevo sacrificare, tra virgolette, Juan Jesus con il Verona, in modo tale che almeno hai l'opzione di scegliere quello più in forma. Perché poi vediamo, cioè avremo il pallone, lo avranno loro, ce lo alterniamo. Anche questo sarà un tema, perché andiamo a casa loro, giusto? Perché quell'altra l'abbiamo vinta in casa nostra, sì. Quindi l'Inter vorrà fare la voce grossa. E a quel punto gli accoppiamenti saranno ancora più importanti rispetto a una partita, per esempio, col Verona, dove gli accoppiamenti sì, però c'è più tu la palla. Lo vedremo. È un bello spunto. Allora, Angela vuole il gol di Lang e poi c'è il gol di Lang. Io spero tanto, Aiu, perché sul ragazzo io mi sono anche un po'... non esaltato, però l'ho guardato bene, ho visto i numeri che ha e che ha dimostrato in carriera. Di numeri parlo proprio di tecnica di base, proprio capacità di dribbling. Gli ho visto fare delle cose bellissime e vorrei vederlo però per esaltarmi. Giocatori così, quelli che, come ha detto lui, ti fanno alzare dalla sedia e ti esaltano. Ancora non abbiamo visto niente di tutto ciò. Resto fiducioso, resto perché lo voglio vedere. Non voglio rinunciarci già, non voglio accettare che vabbè non è andato bene, troppo poco tempo, troppe poche partite da titolare. Quindi io ci continuo a puntare su Lang. È giusto anche dire che non ci ha fatto vedere quasi niente e che io personalmente sono anche molto buono con lui. Gli vedo fare un passaggio a 2 metri così, bravo Lang, bravi, perché vorrei, capito, dargli sicurezza, farlo stare tranquillo, che non c'è un'aspettativa esagerata nei suoi confronti. Se gioca facile le cose arriveranno. Oggi pure, per esempio, contro il Lazio 9 uomini avrei voluto qualche spunto, qualche scatto in più, invece ne ha superato uno, poi l'ha lasciata lì. Speriamo che, ecco, se lo chiedete a me, io spererei, se il Napoli deve fare il sacrificio per poter fare qualcosa sul mercato, Lucca sì. Lucca, non dico che lo accompagno, però lo accetterei senza fare un video sfogo. Hanno venduto Lucca, come vi siete per me? No, non esce quel video sfogo là. Se vendono Lang un po' mi dispiace. Là divento un pochino più severo su come lo sostituisci, perché a quel punto deve essere una cosa migliorativa subito. Non ha senso prendere un Larente. Là lo capirei poco. Lucca, sì. Vedi, non... Charles, hai ragione, nel senso che è difficile, dai. Insigne, per quanto, insomma, uno lo... Nemo profeta in patria, anche lui, nel senso che è stato molto criticato, molti occhi addosso, però nella sua continuità ha sempre dato tanto al Napoli. Poi arriva Kvara e che te lo dico a fare, esplosività subito, gol, assist, forza, freschezza, subito decisivissimo. È difficile poi fare un passo indietro importante.
e nonostante io ami Elmas, lo stesso Elmas è un passo indietro, nel senso che non ha quella roba là, può fare tante cose, le fa anche molto bene, lo dico, vedi, preferisco dirlo nella partita in cui Elmas a livello generale verrà riconosciuto come buona partita perché era più visibile quello che ha fatto, però non è quel livello là, e quindi dobbiamo accettare che quel giocatore là è difficile da indovinare di nuovo e fare di necessità virtù, perché non si può vincere solamente avendo una grande ala sinistra come lo è stato qua. Si può vincere anche in altri modi e abbiamo trovato vari modi con cui sopperire. Uno mi diceva, un amico su Twitter, dice: tu avevi individuato Palestra come successore a Kvara cambiando poi modulo. Io non l'avevo nemmeno letta così, io avevo individuato un giocatore forte con grande prospettiva che in futuro ti può anche sostituire Di Lorenzo. Però vedi, se tu fai un discorso, dici togli Kvara e metti Palestra, significa che stai shiftando verso un altro sistema di gioco dove l'esterno può fare quel lavoro là, lo può fare a sinistra, lo può fare a destra. Io ho visto che Palestra sta diventando quasi irraggiungibile per tutto quello che sta facendo e per le squadre che avrà addosso. Io vi dico che Barbieri non mi dispiace affatto e la lascio là così. La dico ancora meglio: Barbieri sarebbe un ottimo vice Palestra, perché non vedo quella roba là a livello tecnico, però è uno che va molto. E se dovessi scegliere ad oggi tra Barbieri e Norton Caffey, io forse più Barbieri, sai? Norton Caffey è più giovane di 2 anni, Barbieri ce ne ha 23, non è vecchio, però sai che forse punterei più su Barbieri. Voglio buttare là, la butto là così. Amuzu, mamma mia, stiamo tornando ad Amuzu. Diventa difficile, diventa un po' complicato. Cannavacciuolo: gli under 23 italiani sono esclusi dai calcoli, ora costeranno ancora di più. Se stai parlando di Palestra, sì, diventerà proprio inarrivabile. Non lo so se Barbieri rientra, perché ha 23 anni adesso. Se continua ad avere 23 anni potrebbe essere una cosa che per il Napoli ci deve pensare seriamente, perché alla salute dei Barbieri alla salute dei Barbieri. Ah, che meraviglia, John, che meraviglia. Comunque sì, se questo è vero, avrebbe ancora di più senso. Non abbiamo preso Dorgu e ti pare che riusciamo a prendere Palestra? Hai ragione. È stato fesso Dorgu, secondo me, però, perché è chiaro, ti chiama il Manchester United, tu ci vai. Poi non lo so se il Napoli aveva affondato veramente, se il Manchester ha messo più soldi e quindi Lecce dice vabbè, ma io lo vendo al Manchester, il ragazzo vuole andare. Non lo so se eravamo più nella corsa, però Conte vinci, col Manchester United no. Vedi come resiste a volte la legacy di un club storico, anche se stanno in difficoltà, resta sempre un fascino incredibile. Di conseguenza siamo arrivati al momento in cui, se io mi sposto da una parte, tolgo il messaggio e addirittura, però poi non lo so se lo posso fare, facciamo così, perché lo aggiungo alla scena. Non so nemmeno se si sentono dei rumori, se ci sono dei momenti. È bellissima sta cosa, Guido, perché tu ci dai la pillola. Qual era la pillola per la verità che ci apre la mente? La rossa o la blu? Se lo ricorda la chat. La chat. Qual era la pillola, la rossa o la blu? Guido, che stai facendo? La prima vita? Di questi tempi, sì, tra prime pietre, cosa? Tieni, c'ho un martellino che potrebbe servire. Buon anno a tutte e a tutti. Buon anno. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Sì, Matrix, sì, chiedevamo Tore subito ha risposto pillola rossa. Da dove vogliamo cominciare, Valerio?
Guido, parlerei di campo, perché Conte, ho letto, non lo so se è vero, è la prima volta che batte Sarri? Sì, Io me la sono goduta proprio a soddisfazione, non so tu. ti dico come l'ho vista io, che è solo Sì. un parere unico, non vale nulla. Un Napoli in crisissima, sta diventando un problema. Io sono molto preoccupato. Crisi non è mai più nera, ormai è proprio profondissima. Inizia il nuovo anno, quindi auguri anche a Napoli, proprio come l'aveva finito, non solo vincendo, ma vincendo bene, perché il Napoli oggi ha giocato bene, ha giocato una partita di grande qualità tecnica e tattica, e si è visto dai primi minuti che il Napoli era padrone del campo. Non dirò delle cose che avevo anticipato nella chat dei poeti estinti, quindi forse quell'intuizione che tu sai, che c'era ipotesi A e ipotesi B, speriamo che fosse là, no? E l'abbiamo visto con la posizione in campo, sicuramente l'avrete notata tutti, di Elmas, che è diversa dalla scorsa, perché poi ha giocato come mezzala, anche se portano questo tridente offensivo, poi in realtà non gioca esterno alto, quindi gli ha cambiato per l'ennesima volta posizione, partita sontuosa sia a livello tattico che a livello propositivo, con Gamma, proprio se vogliamo fare le pulci, quell'andata sul fondo meravigliosa, poteva passarla subito, l'ha toccato una volta di troppo, il secondo tiro di testa l'ha schiacciato troppo, però non è che uno ogni palla deve fare un gol. No, primo tempo sontuoso dove il Napoli ci ha fatto dimenticare quello brutto che non fa due passaggi in croce di seguito, che quindi sta crescendo anche come qualità. Abbiamo visto veramente pochi appoggi, non ha concesso nulla alla Lazio, è stato sempre padrone del campo, propositivo, e ha fatto 2 gol, poteva fare meglio. Nel secondo tempo di solito noi avevamo questo arretramento. Tra l'altro le uniche 2 azioni concesse sono quel famoso che noi Conte, anche con Conte, brutti, sporchi e cattivi, in realtà una mezza spallata a Juan Jesus, che quello è il suo difetto, non è un difensore cattivo e fisico, tutt'altro che fisico, è scarso. In realtà lui quando si va sulla guerriglia paga dazio, e anche Rachmani un po' è stato spinto, un po' il terreno bagnato, un po' era stato superficiale, sono state quelle 2 sbavature che hanno concesso le uniche 2 pervenze di azione alla Lazio. Secondo tempo il Napoli ha iniziato di nuovo bene, ha avuto 5 minuti non di crisi di appannamento, ed è uno dei temi. Noi andiamo in difficoltà quando si fa la guerra, quando il gioco diventa fisico, quando non si gioca a pallattello, quando vedi questa palla sbandolzolante di testa. Abbiamo anche Lobotka, no? Ha perso un duello fisico, ha perso una palla sulla 3 quarti, sulla nostra 3 quarti, cioè, che poi è una notizia che Lobotka perde una palla, perché è altra partita. Però poi di nuovo una partita in controllo, dove c'è non una novità rispetto al Napoli contiano, che può diventare un tema importante, soprattutto vista la crisi nerissima del Napoli. Io sono molto preoccupato e che il Napoli ha controllato la partita, cosa che noi abbiamo visto tante volte non saper fare, manco con Spalletti. O questa squadra andava a 1000 o va in difficoltà. E invece è stata in controllo, ha controllato anche il ritmo della partita, non ha infierito, non ha concesso nulla, tranne paradossalmente quella traversa. È stato l'altro momento, non di sballamento, e questo bisogna tirare le orecchie a Mazzocchi, dove secondo me non è colpa dell'arbitro, non è un'azione dove l'arbitro ha concesso un certo tipo di calcio. Mazzocchi è stato scalciato, quindi un brutto fallo, anche se la palla era andata in fallo laterale, e lui ha reagito e si è arrabbiato perché è stato scalciato. Quello è stato un fallo di frustrazione e cattiveria, e quello poi gli ha reagito e si sono, diciamo, presi per la maglietta. No, l'errore che tu devi fare quando sei in superiorità numerica è non perdere un altro uomo, non concedere falli, perché i falli nel tempo da fermo, nelle azioni da fermo, perdi il vantaggio della superiorità numerica, del tempo che scorre. Quella è stata una leggerezza, soprattutto con il fatto che non ci hanno fatto vedere replay, quindi non so dirvi nulla, anche se è il mio infortunio, quello alla caviglia, quindi non so se ha preso una buca, se ha preso un colpo, se ha preso cosa sia fatto Neres, perché dipende moltissimo da che livello di distorsione primo, secondo e terzo, cambia moltissimo. Il primo sicuramente è molto più leggero, non penso sia terzo, però non so
perché poi non ci hanno degnato di un replay, quindi brancono nel buio, e pare anche Conte ed è preoccupato. E appunto, chiaro, Mazzocchi è un giocatore difensivo rispetto a Neres, però già siamo contatissimi, e quando dico crisi, per chi era presente nelle puntate precedenti, lo ripeto, non mi riferisco al gioco, crisi societaria, litigi spogliatori, abbiamo gli uomini contatissimi, cioè oggi l'influenza oppure influenza di mercato, come le chiamo, di fortuni di mercato, come chiamò qualcuno più bravo di noi, e mancava anche Luca, e mancava Vergara, praticamente non avevamo proprio cambi dal centrocampo in su, la situazione e non li avremo manco la prossima partita e manco la prossima, perché De Bruyne non è che Conte Piagnone, non tornerà prima di marzo, non sappiamo come, Girmu non tornerà prima di probabilmente febbraio, Lukaku, punto interrogativo. Sì, però non so, gli infortuni alla caviglia sono di vari tipi, tendenzialmente di solito la distorsione tibiotassico esterna, molto più rara quella interna, però tu puoi prendere un contatto, puoi prendere una buca, un piede, cioè, noi abbiamo visto, però se fa male, infatti è uscito, non era, e anche lì c'è stato un momento di, chiamiamolo una diatriba, perché poi noi abbiamo buttato il pallone fuori e quello c'è stato il primo capannello, loro non si sono compartiti sportivamente perché è successo qualcosa dalla nostra tre quarti e c'è stato non proprio Trafferuglio, ma si vedeva che lui non fingeva, perché era proprio molto dolorante, l'ha chiesto subito, però non so dirvi che cosa, perché se vedremo un replay potrò capire se veramente, perché puoi prendere una buca, puoi aver preso un contatto sulla caviglia, non lo so. Allora, Guido, sto raccogliendo un po' di... No, luce fissa. No, sto raccogliendo un po' di messaggi, un po' di domande per te. Prima di tutto c'era Angela che ti chiedeva della classifica Guido, però la classifica Guido parte dal... Magari spieghiamola, perché ci saranno nuovi... No, beh, c'è quella del girone di andata, che è particolare quest'anno, perché ci sono varie classifiche Guido, che è drammatica nel campo degli altri 13, perché per andare in Champions abbiamo calcolato una quota molto nobile, siccome la quota più alta da quando si fanno le prime 4 è stata 78 due volte, detto per prudenza 80, no? E quindi con gli altri 13 non puoi fare meno di 10 vittorie, 2 pareggi, la partita storta e una sconfitta. Con le 7 sorelle meno 1, cioè noi stessi, 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. È facile capire che noi con le 7 sorelle e meno noi stessi siamo molto... però questa è per fare 40 punti, non per vincere lo scudetto, perché le abbiamo vinte tutte tranne col Milan. Però abbiamo perso non una, 3 partite con gli altri 13 e un pareggio l'abbiamo fatto. Quindi è chiaro che le prossime 2 le devi vincere necessariamente, non sono scontate, e tra l'altro chiuderesti a 43 punti, meno 1 rispetto all'anno scorso. Poi la classifica Guido parte dal girone di ritorno e noi con l'Inter abbiamo vinto, quindi se casomai dovesse uscire un pareggio sappiamo già che il Vade dice non è buono, perché no, non è buono perché l'anno scorso già noi dovevamo risuperare l'Inter, non la risuperammo, però vedete quanto è importante alla lunga capire dove tu stai riguadagnando, perdendo punti. Noi andata avevamo pareggiato e questo non permetteva all'Inter di fare più punti rispetto a Simone. Se noi dovessimo pareggiare con l'Inter significa che ha fatto già virtualmente un punto più uno di andata e noi 2 in meno, quindi però è presto, cioè il Verona di nuovo affrontiamo una squadra che ha appena perso e ha perso male. E soprattutto fai vedere il file, perché non è Piagnone Conte, cioè qua non è che tornano questi giocatori. Che è successo? No, vado a prendere il file. No, ma io ve l'ho detto, lo scudetto è dell'Inter, se inciampa il Milan noi ci giochiamo la nostra Champions con la Roma e ci stiamo prendendo un piccolo vantaggio, ma non esiste le altre squadre, cioè, questo fatto delle 7 ore quest'anno si è allargata. Poi vi faccio notare un paio di cose che poi non saranno tutti i numeri, però qualcosa, non so questo suono che cosa sono i file che stanno arrivando. Ok, pensavo no, nel frattempo, rispondendo a Matteo che dice gruppetto Inter, Milan, Napoli a +7 potenzialmente, ovviamente, perché sono le 3 squadre che hanno da recuperare una partita rispetto a Juve e Roma. Si è definitivamente distaccato, immagino che
Valerio, ti faccio notare una cosa, negli ultimi 12 gironi, 12, quindi non ne prendo uno, consecutivi, quindi 19 partite, andate e ritorno, l'Inter ha superato i 40 punti 8 volte, senza considerare questo che ancora si deve concludere, e dove ha 39 punti è facile pensare che li supererà. 8 volte su 12 potrebbero essere 9 su 13. La Juve negli ultimi 12 gironi ha superato i 40 punti 2 volte. Chi diceva la Juve lotta per lo scudetto, e uno negli ultimi 11. Cioè per la Juve ormai raggiungere e superare i 40 punti non È è un storico, è un diventa- risultato storico. Il Napoli 5 su 12, tra l'altro l'Inter ne ha superati 5 negli ultimi 5 se supera quest'anno i 40 punti, cioè negli ultimi 5 gironi se dovesse superare i 40 punti sarebbero 5 su 5. La Roma 1, non so, no, questi sono gli infortuni ristretti, per dire, poi c'è anche quelli allargati. Cioè, poi togliete quest'anno Lautaro Martinez dall'inizio del campionato ad oggi, togliete il portiere titolare dall'inizio del campionato insomma, togliete 10 partite, togliete Cianaloglu e un altro giocatore scegliete voi e vediamo quanti punti fa l'Inter, perché il Napoli ha perso il portiere titolare, l'attaccante titolare, il cuore del suo centrocampo che è Anghissà, e quest'anno abbiamo visto, cioè, mi sembra che abbia preso quanti, c'ha 5 premi come miglior giocatore della partita, era prima degli infortuni capocannoniere con 4 gol, quindi non è che stava perfondando male, e la stella, una delle 2 stelle del campionato di Serie A, che sono ovviamente Modric e De Bruyne. Togliete questi qua, non sono scartine, cioè sono, e tra l'altro l'asse, portiere, questo e anche gli altri, perché noi abbiamo avuto un inizio campionato senza Rachmani e si vede la differenza. Caspita. Buongiorno. Abbiamo perso Gilmour ormai da tante partite che un po' di riposo ogni tanto, anche 10 minuti alla Bocta lo può dare, invece non sappiamo. Però ho detto, sono 4 pedine pesantissime e nessuna squadra di vertice, Milan, Inter, noi siamo adesso, ha questi 4 mancanze, e tra l'altro non tornerà, cioè noi domenica non li avremo, mercoledì non li avremo, la settimana prossima non li avremo. La botta che ha preso McTominay la sentirà Valerio, perché le senti nelle... Io mi sono spaventato perché l'ho visto proprio soffrire e zoppicare fino alla fine del primo tempo. Poi lui probabilmente stringe i denti. Perché Però Valerio, voglio dire un'altra cosa, spero che sia motivo di riflessione per alcuni. Per me quest'anno il Napoli non ha ancora affrontato nessuna partita chiave, svolta. Semmai è stata la svolta negativa per se stessa e positiva per il Milan e negativa per la Roma. Il Milan perché gli ha dato proprio la sensazione di, non solo che chiaramente con la Lega in Champions si va in carrozza, ha detto noi quest'anno lottiamo lo scudetto, abbiamo battuto i campioni d'Italia addirittura in 10 contro 11, e la Roma perché Gasperini questo non l'ha mai superato, questo ultimo passaggio come salto di qualità non l'ha mai fatto, cioè che rimurgina troppo su certe sconfitte, ne parla per settimane anche nelle conferenze successive quando devi affrontare altre squadre, incomincia a campare giustizia. Infatti dopo la sconfitta con il Napoli la Roma si è disunita e stava giocando un gran calcio, aveva 37 punti. Io mi permetto di prendere sempre posizioni intellettuali, posso mettermi a fare il pagliaccio con i pupazzetti a ripetere per 3 volte sempre la stessa frase, non ci vuole niente, però ti avevo detto Bologna si disunisce. Ecco, dopo quella sconfitta dove sembrava tutto perso, l'Atalanta ha fatto 12 punti, il Bologna 5, la Fiorentina 7, l'Inter 15 nel recuperare una partita, la Juve 14, la Lazio 9, il Milan 16 deve recuperare una partita, il Napoli 15, la Roma 9. Da che dovevamo morire siamo lì con Milan, come vedi, Inter e noi stessi, c'è anche la Juve con 14, perché non è che poi si regalano i soldi anche nel calcio, no? Perché Conte e altri ancora non lo sono come italiano, no? Ricordiamoci che cosa è stato detto di tutto e di più, quindi noi veramente dovevamo solo che scomparire. Il Bologna ha fatto 5 punti da allora, ha battuto solo il Real Madrid Udinese. dove vuole arrivare a Madrid. Sì.
E questo ci fa capire tante cose. E tra l'altro il Napoli ha cambiato non solo sistema di gioco, approccio alla partita, e ha migliorato progressivamente le prestazioni qualitative in campo. Perché noi ricordiamo abbiamo vinto una bella Supercoppa. Tra l'altro quest'anno non ci possono manco accusare, no? L'anno scorso il grande alibi che ogni volta che noi eravamo avanti, ma voi avete fatto 8 partite E in in meno meno, dell'Inter. Noi abbiamo fatto una partita in più di voi dell'Inter perché non siete arrivati in finale sicuramente. Poi quando loro andranno più avanti in Champions League ci supereranno. certo. Napoli è quello che ha fatto più partite perché è andato in finale. Fammi rispondere a Angela, No, col Como, col Como e col Francoforte consecutivamente. Se parli di stagione, ovviamente noi parliamo sempre di stagione e non solo di campionato. Però questa è una di quelle cose, insomma, ribadiamolo, no? Quando poi il Napoli perde un punticino in più e il non perdere quando non riesce a vincere è un discorso che è stato, No, noi mancano è stato i 3 stocanato. punti dell'Udinese. Abbiamo perso male, lo sappiamo, non è che mancano perché siamo stati sfortunati, perché poi non puoi pretendere di più da questi giocatori. Avevano bisogno di rifiatare, hanno beccato una giornata dove erano veramente a 2 all'ora. Chiaramente è una vittoria che non dà all'Udinese, io ve l'avevo detto, che poi dice da questo tu fai un campionato da grande squadra, è una squadretta, rispetto parlando, sportivamente parlando, ma tale rimane, punto. Guido, ti chiede Fabio, laurea in te, me lo spiegherei solo per i costi di gestione molto più bassi di quelli di Lang, ma non si può ridurre tutto alla gestione economica, nel senso a gennaio conta più la parte tecnica, giusto Guido? Senti, parto da un presupposto, perché so che poi i mangiatori di merendine scadute si divertono con noi, ma ciascuno si diverte con quello che Padre Eterno, i Simpson, gli alieni gli hanno donato, anche come capacità intellettuali. O gli alieni Simpson. Sì, Conte non filosofeggia come Spalletti, non fa il capopopolo come il maestro Sarri, non è così elegante come Benitez, però parla molto chiaro. E io dopo le 2 conferenze di oggi sono molto preoccupato, perché quando lui disse una cosa, disse giusto abbiamo un problema, e poi continuò a dirlo per settimane, sappiamo come è andato l'anno scorso. Io voglio sperare che De Laurentiis non faccia lo scempio dell'anno scorso come mercato, però intanto ci ha lanciato l'allarme, e non è perché un Piagnone mette le mani avanti, perché sicuramente parlando giorno per giorno con tutto non solo il suo staff, ma anche chiaramente Mann, il presidente, qualcosa avrà subdolato. È chiaro, quando te lo vengono a dire a te, abbiamo queste difficoltà, perché che noi abbiamo De Bruyne, Anghissà e Gilmour da tanto tempo infortunati e sappiamo che non torneranno per molto tempo, non è una notizia di oggi e non è un asteroide che è caduto ad oggi, ce ne siamo accorti. Quindi tu già da un mese e mezzo, cioè De Bruyne si è fatto male, se la mia memoria, questo però è abbastanza facile, calciando il rigore di Napoli-Inter. Quindi dall'8ª partita non lo vediamo più, siamo alla 17ª e si è operato, quindi sappiamo benissimo l'intervallo dei suoi tempi. Poi che sui siti dicono cerchiamo il rosso e cercate Lukaku doveva tornare con la Juventus, cerchiamo il rosso, perché io non sto seguendo più le trasmissioni, ma i siti mi arrivano un po' a sbucciare. Poi è sicuro con la Supercoppa, poi è punto interrogativo. Quindi che noi siamo in totale emergenza in centrocampo è una cosa che la conosciamo da 2 mesi. Il 2 gennaio un centrocampista con delle cessioni già programmate, chiaramente sappiamo come il mercato doveva, noi non abbiamo ceduto nessuno, non è ancora arrivato nessuno e giocheremo col Verona con gli stessi giocatori di adesso sperando che nessuno prenda un raffreddore, ma quelli che sono i 4 lungamente infortunati non torneranno. Quindi questa cosa non mi appassiona, nel senso Conte ha detto una frase nella sua semplicità vera, lo sanno tutti cosa serve, non solo io e noi tutti, ma d'altronde è una cosa di una tale banalità. Cioè Napoli ha dovuto cambiare anche il sistema di gioco, non solo per valorizzare certi giocatori, facendo fare il straordinario Elmas, ma non ha nessun sostituto al centrocampo, zero, cioè più chiaro di così, e non lo ha per domani, dopodomani, fino a febbraio e a gennaio. Cioè noi se oggi fosse finito il campionato avremmo consegnato lo scudetto all'Inter, meritato, gli facciamo un applauso, però sarebbe stato un peccato, perché comunque te la potevi giocare. Stiamo parlando di un campionato dove per un pareggio per adesso ti perdi tutto. Certo. Noi andremo a giocare a Milano, se tutto va bene,
e facciamo gli scongiuri perché saranno 2 partite rognosissime. Io considero il Parma, anche se la giochiamo dopo, ovviamente la dobbiamo valutare prima, con 2 punti di ritardo, dove abbiamo un solo risultato, la vittoria. E noi a Milano abbiamo vinto le stesse partite, il campo dove abbiamo vinto di meno, come Torino e Juventus. Quindi intanto lo soffriamo, no? Anche il pareggio rimangono punti 2. Vai a perdere, ti scavi 5 punti di svantaggio che non li riprendi più. Dici, ma dopo il campionato... Poi vedete quanto è difficile recuperare. Quindi noi, sto mercato, non solo è difficile, però Conte ha lanciato un allarme. Probabilmente Lang ha deluso, e anche Lucca, e questo è un tema, perché sono 2 giocatori d'attacco. Non so chi verrà ceduto. Lucca non può essere ceduto per le ragioni che Valerio vi ha spiegato alla noia, e quindi non vi rispiegherò io alla noia. È certo che bisogna, ma non priorità, è proprio aria che respiriamo, no? Perché poi Juan Jesus continuavano, dopo il Bologna c'è chi ha detto, ma perché con questo qua non lo... Cioè, colleghi molto più prestigiosi di me, che voglio capire quella partita che colpa è Juan Jesus, e invece quei giocatori ti tornano buoni perché stanno permettendo a Buongiorno di... Non è facile a volte ritornare dagli infortuni, anche se sono lievi, e quindi poi ti troverai un Buongiorno fresco, pimpante, che rompe la linea. Oggi Juan Jesus rompeva la linea perché c'ha la gamba per rompere la linea, per essere aggressivo fino a 3/4 degli altri. Il calcio non è giochetti, quindi io, sapete, intanto il mercato di gennaio non mi appassiona, sarà difficile. Conte, sono stato lungo, ha lanciato un monito, come diceva Fabio, sì, togliamo questo per questo, intanto lo voglio vedere. Probabilmente l'unica pedina di scambio, a parte Marinucci e Mazzocchi, vedremo quello che succede. Però io, diciamo, intanto siamo al 5 gennaio, da dopodomani giocheremo veramente ogni 3 giorni, perché campionato. Sai quante conferenze qui? Ma te l'ho detto, secondo me, perché a questo punto, anche se mi dispiace per te e per il tuo canale, se quella è la ragione, massima stima. Bravo, se è quella la ragione, certo. E questa ce la teniamo segreti, ma non per non rispetto vostro. Vabbè, che poi l'ho accennato, chi è stato attento se ne è accorto. Il problema è che il Napoli è bloccato, parlando sempre del mercato, non è facile trovare le soluzioni. Immagino che Conte, tranne Lucca, voglia mantenere tutti i giocatori e comprarne di altrettanto forti. Certo. Sono d'accordo, nel senso che così diventa un incastro molto complicato, perché, come ti ha ripetuto, come ci ha ricordato Guido, devi vendere prima per poter prendere qualsiasi cosa, devi tenere presente anche le liste, perché tu puoi in teoria tenere fuori ancora Lukaku e De Bruyne, lo fai rientrare, diciamo, verso marzo, però nel frattempo potresti far rientrare un giocatore. Però per prendere un qualsiasi giocatore, se deve essere a costo zero, Marianucci non ti risolve niente, perché Marianucci è vivaio, ed essendo il giovane può essere anche che non è rientrato in quei costi che devi bilanciare, quindi Marianucci non ti risolve niente. Mazzocchi ti toglie probabilmente quanto? Un paio di milioni di spese, quindi puoi mettere dentro un giocatore da 2 milioni, e dove lo trovi? Cioè un giocatore che poi ti serve alla causa da 2 milioni. Quindi è veramente, veramente complicato. L'unico che può sbloccare tutto è Lucca, però lo devi riprendere dall'Udinese, cioè riscattarlo completamente, trovare un acquirente dove non fai minusvalenza, ed essere anche sicuro che nel frattempo poi lo devi sostituire con un attaccante, che non puoi lasciare Højlund alla speriamo che non si faccia mai niente. Quindi è veramente tutto bloccato. Ho fatto i compiti a casa, te lo dico. Casa te piace pure a me. Mazzocchi risparmieresti 2.459.020 euro. Che ce fai, capito? Guido? Andiamo io e te. Attenzione, cioè, sto parlando di tutto, il definitivo costo di ammortamento e tutto lo stipendio all'ordo, non quello netto, perché poi la gente ancora non ha capito che non è solo il cartellino. Giusto quello che dice Giacomo, perché ho letto che il Pisa si sta prendendo l'attaccante del Vittoria Pilsen, e il Pisa sta spendendo mi pare 9 milioni, una cosa del genere, e il Pisa anche aveva lo stesso problema nostro. Hanno deciso di mettere soldi nella società, il che è una soluzione che ci hanno fatto sapere che si può fare. Allora, Lang è stato pagato 25 più eventuali bonus, ma quelli bonus procuratori non possono essere ammortati, quindi col 40% di ammortamento che applica il Napoli e 2,8 milioni
netti col decreto eccetera sono 580, sono 15.180.000 euro. Te lo posso dire per ogni singolo giocatore, che qua non stiamo a pettinare le bambole, mangiatore. E quello è il vero asset del Napoli. E Lucca ha uno stipendio alto, 3 milioni e 7. Caspita. Ed è quel discorso che io vi feci su Insigne, che la gente là. Lucca, da chi può andare? Nessuno, perché non può andare alla Juventus, non si prende Lucca, al Milan, l'Inter, si prendono giocatori superiori, e non può andare negli altri 13, perché non hanno la possibilità, un Udinese, un Genoa, una Fiorentina, di pagare un giocatore. Quindi quando voi ve la prendete con me stupidamente sul fatto il tuo pupillo, il tuo pupillo, non capite che invece i giocatori del Napoli devono rendere bene a prescindere per il campionato, perché poi diventa, soprattutto quelli medi pagati tanto, diventa un problema, hanno una finestra di mercato, non solo parlo a livello temporale, ma a livello proprio di fascia, di quante squadre potenzialmente se li possono prendere. Cioè Kvaratskhelia, ancora adesso lo dico, è stato ricattato, la sua fascia era tutte le big, no? Perché poteva andare a Barcellona, a PSG, a Manchester no, City. Valerio, tutte 1.100.000 di stipendio. Quello era il vero problema, che invece continua a dire ma De Laurentiis è stato ricattato con 1 milione. Atletico Madrid, Villarreal, ovvio Barcellona, Real Madrid, quelli sono là, ma lo stipendio di 1 milione glielo potevano pagare le prime 7 squadre della Premier, le prime 5 della Liga, eccetera. Ecco, uno stipendio, cioè pensa a Lucca prende più di quanto ha preso Kvaratskhelia per 3 anni. Fatevi una... Vabbè, Alessandro va mischia un po' mischia un po' anche la cronaca. Non mi fa parlare perché no, perché degli amici Valerio, coinvolti. no, ma più che altro Valerio deve tornare in Italia, poi deve ritornare in America, ci guardano sempre, ti vogliamo bene Trump, siamo tutti per te. Siamo veramente è viva, nel senso che qualcuno te l'aveva pure detto, quindi con l'elmetto sembrava un cappello così. Corretto quello che dice Flower, a meno che non prendiamo under 23 italiani, che però sicuramente il costo oramai sarà schizzato ancora di più alle stelle visto i nuovi parametri. E Mick diceva Insigne, però Insigne non gioca a pallone. Non gioca a pallone da 3 anni. Con Conte. Ma avete visto quanto è migliorata la squadra come gamba, come qualità, come movimenti senza palla, perché c'è un lavoro settimanale che incomincia a dare i suoi risultati. Non bisogna vedere la partita. Secondo te, qua io un po' la domanda me la sono un po' fatta. Un pochino me la sono fatta. Io penso che Conte sia arrabbiato. Perché lui la vede, come disse per Kvaratskhelia, per motivi più caratteriali, no? Come una sconfitta. Io te l'ho detto, non stiamo parlando di simpatie, ci sarei rimasto umanamente male se Elmas avesse fatto il lavativo, perché ho detto, da quel tipo di giocatore io mi aspetto una crescita, una disponibilità, e quando Conte vede un certo tipo di giocatore, tra l'altro che può fare le 2 fasi, no? E sono molto contento di Politano perché ha avuto un netto appannamento, ma si vede che è stato molto intelligente, si deve essere creato, oggi Conte ce l'ha fatto capire, un ottimo rapporto umano, quindi non l'ha visto come una bocciatura, nonostante i giornali, ennesima bocciatura, ennesima panchina, ed è tornato più in forma che mai. Quindi se i giocatori sono mentalizzati, si allenano bene, riescono a percepire l'importanza di questa turnazione, ne trarranno loro benefici e la squadra benefici, no? Abbiamo finalmente smaltito la preparazione di Ronco. Sì. Quindi Conte sarà il primo arrabbiato, e Manna lo sta dicendo, ha detto noi vogliamo che le sue prestazioni, lo stiamo aiutando, deve entrare nella mentalità che è forte, ma deve crescere in convinzioni, eccetera. Qualcosa c'è intorno è lo stesso Lang. Io devo ancora conoscere un allenatore che mette i giocatori scarsi per perdere, vogliono mettere i migliori, quindi vediamo quello che... Io non sono molto, non ottimista, non sono molto, diciamo, appassionato in genere del mercato di gennaio, e poi del Napoli storicamente. Quando finisce vi faremo uno specchietto, già l'ho preparato, perché poi tutti ricordano il fatto Grassi e Reggini, Valerio, ma non ricordano le infinite cessioni di gennaio del Napoli. Vedi quanto la gente poi ricorda solo quello che vuole ricordare.
non è sempre stato solo Kvaratskhelia, ce ne sono proprio tante, e non è solo Amsi che non sarebbe, quindi poi vediamo quello che succede. Conte, l'ho detto, dove dobbiamo intervenire, è chiaro. Da Scusa. No, dicevo, Alfredo, non ti posso aiutare perché non so dove parla, se parla Sky, penso da Zone, non so se Guido l'ha sentito. Ultimamente non ne sta indovinando una, nel senso che non lo aiutano nemmeno perché gli arbitri fanno cose veramente a casaccio ultimamente. Però no, qua sono molto sereno perché è l'avvocato del diavolo, l'abbiamo detto. Quindi io posso essere brutto, sporco e cattivo, no, ma quello mi lavo, diciamo. sono un avvocato facile. No. E quando vi ho detto che da una parte ti danno, una parte ti tolgono, quindi si dice, il tocco di mano c'è, quindi la regola è suscettibile a diverse interpretazioni, il Vate Marelli ha la sua interpretazione, se avesse arbitrato lui non avrebbe dato fallo quest'arbitro, però il tocco c'è, è anche abbastanza semplice, evidente, nulla di scandaloso, ma anche se non l'avesse dato avremmo vinto 1-0, comunque, cioè, a parte quella traversa finale dove comunque c'erano le braccia del nostro barbone Rasputin e Milinkovic Savic, se non ci fosse, tu dici guarda, ci sono stati anche, dobbiamo dire, degli angoli o dei falli di fondo ben indovinati, dove pure la Lazio pretestava, anche il giorno dove invece l'ultimo tocco era il nostro, il loro, perché non apprezzare queste? Ed era difficile perché noi abbiamo la telecamera che te lo fa vedere ovviamente dalla posizione migliore, perché vedi da fuori il campo, quindi l'ultimo tocco della gamba, l'arbitro vede dall'altra parte. No, oggi devo dire che invece l'arbitro non si è fatto intimorire e c'è stato un continuo cercare di intimorire e trascinarlo verso un certo tipo di lotta, e anche dal fatto che la Lazio si è lamentata molto. Il fallo di mano c'è, il fallo su Buongiorno c'è, aveva anche sorvolato su altri falli. Buongiorno se ne sta andando in percussione, un fallo da dietro, gli prende il piede, dice puoi non ammonirlo, ma non puoi dire che non c'è, Simone, glielo prende il piede, no? Qua ancora domanda sulla questione del blocco del mercato. Con le nuove regole che non si può spendere più del 70-80% di quanto si è incassato l'anno precedente, il Napoli potrà fare meno rispetto alle grandi indebitate, ma che incassano di più perché magari hanno più debiti, ma hanno un fatturato. Quello che io vi dicevo guardando oltre, che non è per pessimismo, perché uno vuole criticare, oppure se Valerio, noi parliamo dei Pink Floyd, e Valerio ce l'ha con quel noto giornalista, cioè dovete anche un po' essere concentrati e guardare oltre. È ovvio, se noi commentiamo la partita di oggi siamo molto contenti, che comunque il risultato di tanti allenamenti, anche Conte lo dice, quando io un po' più, penso che Valerio ve l'avrebbe detto questo, vedete, Conte probabilmente ai suoi tempi necessita un certo tempo per preparare in maniera maniacale la partita, e può soffrire se il tempo si riduce, se ha un giorno e mezzo, anche se chiaramente i collaboratori se ne guarderanno tutte le notti, eccetera. Può essere un limite, ma anche una sua... Ma sono anche loro umani, voglio dire, è limitati in numero. Oppure andare in bagno e lavarsi i denti, per dire. Su questa cosa qui è molto pericoloso quando vi fanno il lavaggio del cervello, non solo sui sigari, vedete là il bilancio. Se invece uno lo studia e vede le contrapposizioni di quello che dicevo io, quando succedono le cose, succedono automaticamente degli altri, ovvero noi dipendiamo troppo dalla qualificazione o meno della UEFA Champions League. Se voi andate a vedere, quando non è successo qualcosa, l'anno successivo, l'anno dopo, è pagato dazio sul bilancio, avendo un bilancio strutturale che per 15 anni è rimasto uguale. E per adesso tu hai cambiato, e può anche essere giusto un ragionamento che voleva dire, avete visto, bravo il presidente della società snella. Non è detto che quello che per oggi ha funzionato per 10 anni, funzioni per domani, per i prossimi 10. Ecco, diventerà sempre più costoso e difficile andare allo stadio, perché lo stadio sarà sempre più uno spettacolo, ristoranti medio-alto profilo, eccetera, eccetera, piuttosto che un evento sportivo emozionale, come teoricamente dovrebbe essere. Questa è una cosa, io l'ho vista, ve lo dico non perché mi piace, anzi, se volete la mia opinione, io sono legato più
a una semplicità e quindi mettere al centro veramente le emozioni dell'evento sportivo, almeno questa cosa, però lì si sta andando. Allora sul fatto ho detto il Napoli come può aumentare? Non lo può fare, nel senso che quanto puoi aumentare col marketing? Puoi aumentare in altri 20 milioni perché sei talmente bravo, però anche lì tu hai bisogno di un certo tipo di giocatori che ti fanno emozionalmente entrare in una dimensione più remunerativa, più internazionale, perché vendi più magliette, perché intanto le strutture non le hai, da lì non puoi. Conte ha la più alta media spettatori in campionato da quando De Laurentiis ha preso il Napoli, 50.990 spettatori, quasi 51.000 spettatori. Possiamo arrivare a 54.000 spettatori tutte le partite, proprio veramente senza un posto libero, più di quello non possiamo fare. Quindi, questo si ricollega proprio a questa domanda qua. Le strutture sono obbligatorie per far alzare il fatturato e restare al vertice del calcio italiano e alzare il livello in Champions. C'è un rischio di un calo nei prossimi anni senza questo. no, non solo, poi determinati giocatori e risultati sportivi ovviamente attraggono un certo tipo di discorso, non solo sugli sponsor, ampliano, no, vi ricordate i pochi anni purtroppo di Kvaratskhelia, no? Noi abbiamo avuto una componente di tifosi simpaticissimi, tra l'altro, della Georgia, che veniva detto, quelli tu non li avresti. Allora, avere un appeal internazionale come l'infortunio di De Bruyne, a parte di quanto sarebbe stato utile per gli allenamenti, un giocatore con quella tecnica, con quel carisma, oggi Conte ha detto una cosa che ha spazzato tanta puntini su Mangeso, un giocatore carismatico, quello che vi dicevo. Veramente non a livello di un top player campionissimo, ma una componente di tifosi, una componente anche di una suggestione di eventuali sponsorizzazioni, entri in una dimensione più grande. Giocatori forti chiamano giocatori forti perché tu vuoi giocare con i giocatori migliori. Allora, se una squadra ha già 4-5 giocatori, ma tu te li devi poter permettere, quello è il problema. Noi uno ce ne possiamo, è più Careca era già stato, ve l'ho raccontato, preso come al Torino, ma lui vuole andare a giocare con Maradona, aveva il contratto col Torino, perché era brasiliano, non argentino, no? E lui ha voluto fortemente andare a Napoli per giocare con Maradona. È chiaro, quante persone volevano giocare con Maradona? Allora entri in una dimensione diversa, ma quella dimensione la devi poter mantenere. Quindi noi da questo punto di vista, ok, accettiamo pure quello che per anni è stato raccontato, diciamo andava bene questo tipo di gestione, che tra l'altro però a Bari non va benissimo per niente, quindi vedete non è proprio automatico. Adesso non è più sufficiente, e soprattutto per tenere un allenatore come Conte, come io continuo a dire, puoi costruire una legacy, però quanto tempo lui può resistere, perché già quest'anno avete visto sta facendo meglio, con più difficoltà diciamo dell'anno scorso nonostante gli attacchi, però non è vero che 200 milioni nel mercato, è 114 più gli eventuali riscatti, io lo sottolineo sempre, poi è stato ribadito dopo quanti mesi che non erano, cioè, l'anno prossimo tu non ce n'hai 114 a gennaio, no, è così. E poi Dazio. Aggiungiamo che il costo per esempio della rosa dell'Inter è inferiore a quello del Napoli. Quello che hanno speso, per esempio il Milan ha speso moltissimo anche perché hanno venduto moltissimo, però è tutto sballato quello che ci hanno raccontato poi quando si sono fatte le griglie all'inizio. Il Napoli ha speso 200, quindi il costo della rosa dell'Inter per esempio è più basso di quello del Napoli, nonostante loro abbiano un fatturato più alto, quindi hanno finalmente per loro più margine di manovra quando vogliono, perché se vuoi essere cattivo, no? Però questa è una delle miliardi di interpretazioni, no? Questa norma, ogni norma è perfettibile, no? Se vedi favorisce l'oggi e non troppo il domani, cioè se tu la studi bene, ovviamente se la studi superficialmente ti fai cogliere dalle emozioni, specchietto per le allodole. Nel senso che in questi anni l'Inter, il Juve e il Milan e anche la Roma, non dimentichiamo, avevano un enorme indebitamento, ma gli è stato concesso di tutto, di più, eccetera. Ma hanno messo questa cosa che è annuale. Allora anche l'Inter ha avuto, e tra l'altro con quei risultati sportivi come 2 finali Champions, il campionato nel mondo, la possibilità di ridurre l'indebitamento globale che era nettamente superiore a quello del Napoli.
che pur avendo questa liquidità accantonata che gli ha permesso di superare quei 2 anni di non qualificazione Champions, quindi sì, bilancio virtuoso, quello che vuoi, adesso l'Inter ha fatto un'operazione molto raffinata, perché sta riducendo, perché c'è sempre quel bond che deve onorare, che poi hanno rifatto un altro bond, quello non interessa alla Lega, gli interessa l'oggi che tu nell'anno il costo del lavoro, non l'indebitamento, quindi quello che ha detto Manna, e questa è una cosa dovremmo dedicargli una puntata speciale, e lui è stato una bella frecciatina, non è giusto che chi ha uno stato patrimoniale in salute come noi venga penalizzato e chi c'ha uno stato patrimoniale perché comunque ha emesso prestiti e bond a lunga scadenza da onorare eccetera possa fare mercato. No, allora hanno fatto questa norma che gli interessa il costo del lavoro, dove tu sei penalizzato perché hai dovuto fare un certo tipo di mercato di rinnovi che tu lo sei potuto permettersi, caro, ma sia poi dicono questo qua è critica De Laurentiis eccetera. Però questa norma favorisce chi ha fatto un certo tipo di discorso, ha detto non mi interessa che tu devi onorare questo euro bond, chiamiamolo così, lì e là, chi lo farà, rivenderai la società se lo prenderà l'ennesimo, no? Come hanno fatto in questi anni. Il tuo costo del lavoro si è ridotto, ma in realtà, non solo in realtà, è aumentato invece il fatturato anno, perché tu quest'anno rispetto a Napoli hai la qualificazione al campionato del mondo del club, quindi loro sono in una situazione annuale di netto vantaggio e ovviamente ci hanno fatto sapere subito che dopo un bilancio in attivo dopo non so quanti anni, 26 milioni, quante sa, posso sbagliarmi, sono più preciso sui dati degli azzurri, consentitelo. Allora uno potrebbe dire con malizia, ha detto questa è una norma che la Lega ha fatto per favorire le big, vabbè, ma non mi interessa la malizia, ha detto se tu sai che ce l'hai, a maggior ragione capite quanto è difficile mantenere il passo e che questa forbice invece si allarga sempre di più, però c'è, la devi rispettare. Cosa succede se il Napoli non rispetta il mercato a costo zero? Prendi delle penalizzazioni come la UEFA, tipo penalizzare per altri la UEFA ti toglie dalle coppe, insomma non ti fa partecipare alle coppe, non lo so in Italia. Ma lo rispetterà perché siccome sa che c'è non c'è nessun dubbio sul fatto che non è che male che vale rimane così, cioè, sul fatto io non rimarrei veramente stupito, tra l'altro Chiavelli è persona preparatissima, severissima in questo, quindi la vedo come ipotesi del multiverso, quello molto dove succedono cose che è strane, ma non... Esatto, è corretto, perché quest'anno noi senza la Champions, comprando molti giocatori, è chiaro che c'è dislivello così, l'Inter sì, che fa meno acquisti. Forse, scusate, sono stato un po' fumato. No, è chiarissimo, questo si aggiunge. E temporalmente noi dobbiamo dare questa finestra temporale. Giusto e sbagliato, però è così. È ovvio che in questa finestra tu con 9 acquisti, col 40% di ammortamento, con i 9 stipendi, sei fortemente penalizzato. E dice la gente che poi ha dato appresso i sigari era una narrazione, oltre che superficiale, molto incompleta. Allora, abbiamo altri 2 o 3 argomenti. Ajay Assunab, tra l'altro, quindi va bene. Andiamo a chiudere con 3 domande. Percentuale di superamento fase Champions, secondo voi? Chiede Francesco. Bassa nelle 22, 23, 24, quelle possono essere le nostre posizioni. Perché anche con grandi vittorie abbiamo comunque quel fardello di tanti gol a passivo che sono anche peggiorati con l'ultima, quindi la vedo... Per me Napoli se vinci col Copenaghen puoi permetterti di perdere col Chelsea? Vale, dipende dalle ultime partite, devi fare una vittoria e un pareggio, non mi fa dire perché poi vediamo gli altri... Tra l'altro il Chelsea che poi cambia allenatore, un macello. Vabbè, io voglio vincere la Coppa Italia e non è solo per uno sfizio, perché può diventare, vi spiego subito, solo una ragione, perché lo so che state tutti pensando alla Champions. Perché... Nessuno, non è vero. Alcuni, non tutti. No, ma è chiaro che ogni partita deve essere un elemento. Io sapete quanto ci tengo l'Europa, il ranking, sono quello che... Quindi non è che la voglio, dobbiamo uscire. Però non solo è difficile, arriva in un momento sbagliato, cioè tu sei pressato da partite fondamentali, dove tra l'altro tu affronterai Inter e Juve, poi dopo poco Roma e Atalanta, cioè ce le hai tutte nelle prime 7 giornate. La Coppa Italia al 7 o l'11 febbraio, dice non mi interessa a nessuno. Spero che Gilmour e Anghissà siano tornati. Moretti è tornato.
Io non so Lukaku, io speravo che per il 7-11 febbraio Lukaku fosse tornato. Allora tu c'hai già 4 titolaristi che hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe. E diventa un allenamento ufficiale, cosa che invece non potranno fare adesso con la partita decisiva lassù. Io la vedo come una partita propedeutica per avvicinarli in campionato. Se tu li devi schierare con la Roma che devi mettere minuti nelle gambe è un rischio. Allora ho detto io lì posso rischiare, anche se non passa il turno, però intanto sono giocatori titolarissimi e hanno bisogno di fare 60 minuti. La Coppa devi fare il massimo che devi fare onorandola, cercando di strappare almeno una vittoria o 2 pareggi, ma che non sono inutili, sono soldi, sono autostima, sono piccoli punti per il ranking UEFA. Perché il Napoli negli ultime 4 partite avete visto si è ricompattato e sono 4 partite senza prendere gol, che è sempre così. Però più dei 16esimi quest'anno, soprattutto con tutte queste mancanze, ragazzi, domani è sempre lo stesso problema di dopodomani. Questi giocatori non ce li avremo. E se Elmas fa una brutta partita, verranno da me e da te e dirà: avete visto voi che lo difendete sempre, e dite ma quante partite sempre perfette, o Juan Jesus ha sbagliato, poi Di Laurentiis si è ripreso alla grande e ha iniziato quest'anno la stagione malissimo. Ma sono esseri umani, vediamo. Al di là dei tristi riferimenti di cronaca, quindi riprendo il messaggio di Alessandro, era da parecchio che non si vedeva una partita di calcio posizionale vinta con Neres e Elmas nei mezzi spazi, dato che la Lazio non rompe la linea difensiva. Sì, è vero, possiamo dire una cosa, torniamo, perché Maestro Sarri ovviamente sa dove siamo forti e ha provato a toglierci gli elementi della nostra forza. Infatti la Lazio era bassissima, cortissima, perché non voleva darci profondità. Minimamente, diciamo, la prima parte della partita non solo non pressavano, ma il giocatore più alto era molto staccato dal cerchio di centrocampo, cioè non era manco noi siamo stati bravi per 3 ragioni. Punto, prima quella delle posizioni in campo, seconda insomma più qualità nel palleggio, ed è fondamentale perché poi Conte predicava pazienza, ma c'è stata una pazienza anche con un buon ritmo, e una delle chiavi di lettura sono stati i cambi di gioco, perché ovviamente io non riesco a avere profondità, ma il Napoli poi alla fine riusciva a crearsela, con anche avendo è stata una bella sventagliata di McTominay verso ma non solo una volta. E quando poi tu ti trovavi con le posizioni che portava via l'uomo Elmas e quei due puntavano il binomio Neres Politano, è stato uno spettacolo. Ma è andato ai manicomio Pellegrino. Assolutamente. Spinazzola che era pronto a aggredire il lato debole, non a caso poi alla fine quel gol non avviene per caso, avviene perché sono tutti movimenti studiati. Però Sarri aveva provato a incartarcela, e che in questo momento il Napoli è superiore sia tatticamente che tecnicamente, ed è una bella vittoria. Poi piangeranno gli arbitri, la sfortuna. Sapete quanto io sono severo quando noi giochiamo male e a volte vi sono antipatico. Io oggi devo dire, proprio calcisticamente molto contento della prestazione, anche del fatto che siamo sciuponi, ma quello non mi meraviglia. Mi meravigliava Non volevo chiudere così, nel senso, però un amico che era allo stadio in tribuna Tevere, penso si debba parlare di più dello scempio e dello schifo che succede ogni volta ai danni dei tifosi ospiti. Non è giusto. Purtroppo siamo le persone sbagliate, non perché non perché non lo reputo io figlio dell'Esello un tema importante, anzi, è che non abbiamo potere non solo legislativo né mediatico. Io mi sono molto scocciato, quindi lo sapete, perché mi sono fatto vecchio. Se io penso che all'Esel nel 1985 avevo 12 anni e ne ho più di 50, sono passati tanti anni. Vabbè, è un altro discorso, no? Però mi ricordo un famoso Genova-Milan che Fazio faceva la trasmissione, uscirono sdegnati perché ci fu un morto lì. Cioè io ne ho visti tanti di episodi anche gravi dove abbiamo fatto i Santarelli, eccetera. Non cambia niente. E tra l'altro io una volta dissi questa cosa e qualcuno mi attaccò, ho detto: ragazzi, è anacronistico, il calcio sta andando in un'altra direzione e noi diventeremo anacronistico, perché i colleghi che difendono no, ma questo è sfottuto,
poi penalizzeranno il sistema, un sistema che avrà bisogno invece di molti soldi, perché nel Bernabeu non possono più succedere queste cose, perché con i soldi che hanno speso e l'indebitamento che si hanno fatto, ma ne stanno generando fatturato, vedete poi come cambia, non interessa che tu hai 3 prestiti, interessa che nell'anno hai fatto 1200 milioni di fatturato dello stadio, no? Tu non ti puoi permettere una cosa del genere, perché danneggi il sistema, quindi queste cose sono, oltre che ovviamente civilmente deprecabili, sono proprio ormai fuori, il calcio sta andando in un'altra direzione e noi in Italia stiamo ancora con la zappa, e mi posso permettere, visto la cosa familiare, non insulto il nobile lavoro dell'agricoltura, però siamo ancora al tempo della ruota, i Flintstone eccetera, non va bene, sì, però è come il fatto che le ultime squadre fanno sempre meno punti. Sono sfottò questo tema, alla fine, a parte qualche piccola finta indignazione, evidentemente non interessa a nessuno, perché è una cosa che nel 2026 doveva essere risolta tempo fa. E non so quattro scemi, perché gli insulti, le cose, sacchetti che ti buttano addosso, lo sappiamo, è una cosa schifosa. Chiudiamo così con un'ipotesi che secondo me è più che plausibile, ipotesi di Pasteccese, è il momento di sfruttare Gutierrez e alzare Spinazzola con Elmas a destra, perché integro questa domanda rispondendo a Luigi, Neres ce la fa per domenica? Non credo, io penso che almeno 2 ne salterà, No. poi vedremo qua, però insomma, Guarda, Stampelle, lieve 15 giorni. bravo, Stampelle Riesci al di là proprio- dell'entità, una decina di giorni li devi Riesci saltare. forzandola. La risposta è sì. Ricordiamo che Guterres è infortunato e ha saltato la 13ª, la 14ª, è tornato pochi minuti la 15ª, quindi anche lui secondo me starà ritrovando il ritmo. Noi siamo stati un po' sfortunati quest'anno, però è ovvio che dobbiamo sfruttare le nostre frecce. Mi pare che rispetto a Lang e Lucca sia un po' più mentalizzato, così dà l'impressione, cioè che non entra svogliato. Entra positivo sempre, è vero. Quindi è una giusta osservazione tattica, una giusta osservazione e ci servono più frecce, non ne abbiamo tante e quelle le dobbiamo usare e i ragazzi devono sentirsi coinvolti. Assolutamente sì. Guido, io ti ringrazio tantissimo. Se hai una domanda da fare alla community, la apriamo per chi poi guarderà questa live dopo, o altrimenti... Un po' simpatica, se permetti, no? Però nel cinema li chiamiamo guilty pleasure. Sono quei film un po' bruttarelli, zoppicanti, no? Che però ogni tanto ti vedi perché ti danno quel piacere. È un po' intraducibile perché guilty è sporco, no? Pleasure è piacere, però è proprio un'espressione tipica anglosassone. Valerio la può cogliere meglio, quindi ve la traduco letteralmente. Cioè, ti piace, però ti senti in colpa. Sì, esatto, non so, un filmaccio con Nicolas Cage, per dire. Non Per me Adam Sandler, per capirci. non i The film Rock perché nobilitato da Sean Connery, ma quelli che ha dovuto fare per pagarsi i debiti che ha fatto quello stato, eccetera. Ecco, qual è stato il vostro guilty pleasure come giocatore del Napoli? Perché nominiamo sempre i grandi, no? Siccome voglio essere molto propositivo, insomma, questa partita mi ha messo molto di buon umore perché ho visto Napoli giocare bene e io sono contento di potervelo dire quando vengo qua. Quindi non le delusioni, no? Il Vargas della situazione, attenzione, il guilty pleasure, quel giocatore che dice sì, Guido, lo criticavano, però comunque c'è un ricordo mi piaceva là. Questa è la mia domanda di oggi. E io dico pazienza. E io dico Chicago, non come città, ma come altra band. Ok. Grazie. Guido Gentile. Lo caschetto sta lì, l'ho messo, un abbraccio. Buona musica, Valerio. Stanno già rispondendo. Resisti, Valerio, resisti, tu sai, resisti. Resisterò. Un abbraccio. Ciao Guido. E ciao a tutti. State rispondendo Blasi, Gabbiadini, Ostia. È bellissima sta domanda ed sono bellissime le vostre risposte. Volevo anche rispondere nel finale all'amico che dice vieni qualche volta a suonare a Teano e non è proprio dietro l'angolo. Garibaldi a Teano incontrò Vittorio Emanuele. Da New York Valerio Fluido è tutto, non posso, verrò a un certo punto a farmi un giro a Napoli, ma per
risposarmi. E non... Poi dici, ma come risposarmi? Amici belli nella ribalta, Oriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che stai... Poco. Allora... Vabbè, ma Dennis era forte. Dennis non è un... Dennis per quel periodo era forte proprio. A me piaceva assai. E con Mario Rui secondo me è una bella risposta. Continuate